diretta. No, lascia stare. Via. Come via? Ciao a Vado tutti, via, sono appena benvenuti. arrivato. No, siamo partiti un po' di ritardo oggi perché ovviamente ci sono stati dei leggeri problemi tecnici all'ultimo minuto, quindi vabbè, l'abbiamo risolto, quindi adesso possiamo commentare in tranquillità. Come oggi abbiamo tre ospiti, siamo tutti, nessuno è ospite, diciamo, siamo tutti istruttori della SBS che sono qua per commentare le partite dei ragazzi. Quindi partiamo col giro di presentazioni, parto da Alessandro. Ciao Alessandro. Ciao Matteo, grazie per il tuo intervento tecnico sempre benefico per questo genere di iniziative. Saluto tutti, sono Alessandro Gatta, istruttore e rappresentante regionale degli istruttori Veneto. Ci siamo lanciati da prima di Natale con un'iniziativa promozionale di torneo di scacchi che adesso sta dando il suo massimo sviluppo su questo torneo che abbiamo chiamato Maratona perché è distribuito su 3 pomeriggi a partire da oggi e siamo in compagnia con Armando Rossato e con Aldo Danese. Armando? Eccomi qua, io stavo già guardando le partite, vi chiedo scusa, mi sono distratto, voi sapete che ringrazio tutti e saluto i presenti. Vediamo il torneo che si sta già delineando, ho già visto alcune belle partite molto interessanti con un bellissimo sacrificio di pezzo da parte di Zannini, mi sembra, contro tra l'altro un mio allievo, un bel sacrificio di pezzo vincente su un Arrocco e quindi speriamo che le partite siano interessanti come l'altro torneo e poi commenteremo, poi voi a mano che desiderate di individuare i vari tornei, cliccheremo sulle partite e daremo dei commenti o delle valutazioni. Comunque mi sembra già un buon inizio. Ok. Poi Diamo la con parola noi c'è a anche Aldo. Aldo, Aldo, esatto. lo vedo un attimino Si è bloccato però. bloccato sullo schermo. Chiedo Sì, scusa, avevamo dato, allora io sono un istruttore nazionale, opero da molto tempo negli scacchi nelle scuole e a livello di torneo, seguo la nostra scuola dei ragazzi e portiamo avanti questo progetto di diffondere gli scacchi nelle scuole e soprattutto come strumento di aggregazione, di gioco e di formazione. Ecco, la presentazione doveva essere fatta. Se poi Aldo ci fa la sua, siamo pronti. sì. Io sono conosciuto, non mi sembra, anch'io istruttore. Quello che vedete sopra di me non è l'aureola perché è Natale, ma sono il riflesso della mia crappa lucida, insomma, non preoccupatevi. Non sto salendo ai teli come sembrerebbe perché è Natale. E io dico una sola cosa, che vi vedo voi, però non vedo partite. Devo avere Devi andare su devo fare Junior, su qualcosa. Junior devi entrare da Junior e guardare Ah, le devo entrare partite. anche su Eh Junior. sì. No, Sì. ok. Ah, intanto Capito. che Adesso Aldo entro si... su Junior. per- Perfetto, finché Aldo ci raggiunge Chiacchierate noi... voi intanto. Esatto, da che partita andiamo? Perché appunto il torneo è già iniziato da 20 minuti ormai, quindi alcune partite sono già terminate. Vabbè, Quindi, allora, intanto io stavo guardando Visentin Canella, che è la virtuale seconda scacchiera del torneo A, torneo avanzato. La sto guardando anch'io, visto che Jacopo è un mio allievo, quindi c'è stato un momento in cui Jacopo aveva effettuato un pseudo sacrificio sull'Arrocco e poi il bianco non ha ripreso con il pedone e ha perso un pezzo e adesso sta subendo un forte attacco. Ha recuperato il pezzo, però c'è un forte attacco sulla colonna F aperta
che è molto, molto pericoloso. C'è un attacco alla donna, minaccia a torre per F2 con sacrificio, quindi credo che l'unica mossa che il bianco abbia a disposizione o è dare la torre come adesso in partita, oppure Hai 3 mesi se comincia. Poi. Allora Aldo, sentiamo i tuoi commenti. Adesso Matteo, non so se si riesce a vedere la schermata. Allora, in diretta. Allora, per chi ci sta seguendo, non preoccupatevi perché ci sono 120 secondi di delay, quindi 2 minuti impostati apposta per evitare che i ragazzi che stanno giocando possano usufruire dei nostri suggerimenti in live, ecco, in tempo reale. Quindi chi ci segue vedrà la schermata con 2 minuti di ritardo in differita, quindi non preoccupatevi se magari la diretta è partita dopo o comunque non parte esattamente all'ora prefissata, perché ci sono questi 2 minuti che sono fatti apposta per evitare che qualcuno usi i nostri suggerimenti, quindi chi ci vede avrà 2 minuti di differita, fatto apposta, tutto sotto controllo. Ok. Comunque, sì, come diceva anche Armando su questa partita, adesso dobbiamo stare attenti appunto a questo pedone qua che è stato spinto in G3, perché ovviamente non può essere catturato per via dell'inchiodata della torre in F8, e qua è abbastanza complicato adesso per il bianco. Ovviamente toccherà spostare l'alfiere, penso, in E3 per difendere il pedone, anche se non è proprio il massimo delle mosse. Decide, scacco. Beh, questo è un guadagno di tempo, ma il re si sposta e la minaccia rimane costante. Qui credo che il bianco avrà una partita difficile, è sotto anche di una qualità. Propone il cambio delle donne, anche perché qualsiasi semplificazione viene a suo vantaggio, visto che ha una qualità in più. E allora Nero sta adottando una tecnica standard, cioè cambiare pezzi per sfruttare il suo vantaggio, sia di materiale che di posizione, insomma. E quindi adesso... Il bianco usa la tecnica a riccio. Ma questa è un'altra mossa, se cambiamo le torri, e poi credo che non ci sia grosse difficoltà per il nero, insomma. Poi con tutto questo tempo a disposizione penso sia una partita difficile, se non persa per il bianco, insomma. Credo che adesso il pedone H4 verrà preso di mira con torre H8 a occhio. Sì, direi, forse anch'io Jacopo. Ma c'è alfiere G5, quindi penso uno scacco in F8, cambiare anche l'alfiere, entrare in un... Eccolo lì, arriva, sì. Arriva con l'idea di alfiere F4. Ah no, così è ancora peggio. Così te lo cambia subito con alfiere. Così aiuta. Esatto. Così aiuta, esatto, sì. Sono tecniche che... Una volta che avrà cambiato e sarà... Adesso è indifendibile il pedone H4, quindi cattura e poi penso che attaccherà il pedone, penso in H8. Penso. Sì, dai, allora facciamo intanto, lasciamo questi due ragazzi proseguire la loro partita, passerei all'altra scacchiera, vediamo... Sì, nel frattempo sì. Volevo giusto fare un quadro della situazione. Siamo partiti quindi con 2 tornei in parallelo, un torneo base e un torneo avanzato. Gli istruttori tendenzialmente hanno suggerito ai propri studenti il torneo che più si adattava alla loro preparazione o anche al loro mood. E ci sono comunque anche diversi ragazzi che si sono iscritti non necessariamente provenienti da associazioni di scacchi, ma che hanno potuto beneficiare presso le loro scuole dei corsi e che sono regolarmente iscritti su Junior Arena. E salutiamo tutti e sottolineiamo lo spirito promozionale di questo torneo con l'intento che sia del buon tempo per sviluppare un buon gioco, un sano gioco e soprattutto divertimento. Salutiamo le associazioni venete che hanno aderito grazie attraverso i propri istruttori. Salutiamo l'associazione Scacchi l'Alfiere
con l'istruttore Bressan Stefano e i suoi ragazzi. Salutiamo Scacchi Valpolicella, l'associazione con Paolo e gli altri istruttori che hanno motivato i loro ragazzi a partecipare. Aldo, che è qui presente, quindi l'associazione dilettantistica Scacchi Berici. Salutiamo Veronica, la nostra neoeletta della Federazione Scacchi Nazionale, con gli scacchi, l'associazione Scacchi Capablanca, chiedo scusa. Armando, che come abbiamo sentito e sentiremo di Scacchi Patavius, e salutiamo il circolo scacchistico Altopiano dei 7 comuni con l'istruttore Scarsella. Perfetto, grazie mille Alessandro per questi conoscimenti, ecco, bisogna sempre farli perché ovviamente siamo una squadra, noi istruttori direi, con tutte queste attività e riunioni che abbiamo fatto nelle ultime settimane nel cercare di ravvivare questo periodo buio per gli scacchi dal vivo, quindi riprendiamo sull'online, ecco, quindi direi che è doveroso ringraziare comunque tutti quelli che hanno dato una mano e anche le nuove cariche della FSI, appunto, tra cui Veronica adesso, una carica importante che farà appunto, come si dice, anche comodo a noi Veneti avere qualcuno di riferimento vicino a noi, tra virgolette. È un ottimo ponte per la comunicazione nazionale con la federazione. Perfetto. Allora, io intanto stavo guardando la partita tra Daldosso e Strenghetto, che è la 7ª scacchiera virtuale, diciamo, in cui c'è un pedone lì isolato in D4 che non promette bene, diciamo. Allora, sarebbe necessario, Matteo, dire anche qual è il torneo, perché andare ad occhio Giusto, a cercarli. Torneo avanzato, ecco, mi sono dimenticato. Ecco. Siamo sempre al torneo avanzato, poi ovviamente faremo anche un giro nel torneo base, quindi cerchiamo di dare visibilità a più persone possibili. Comunque grazie Armando per avermelo ricordato perché... No, perché... no, hai ragione. Allora, Daldosso Stringhetti. Va Sì. bene Aldo, facci un commento, dai, via. No, ma qua mi sto cercando le partite. Torneo avanzato Daldosso col bianco, è la 7ª scacchiera, diciamo. Daldosso Cristian? Sì. Allora, e come faccio per vederlo? Osserva, devi andare... Scusate, ma qua è la prima volta che mi trovo un po'... Allora, quando apri il se voglio vedere la torneo... partita, cosa devo premere? Allora, prima di tutto devi andare su Osserva e poi clicchi sulle sul giocatore, sulla partita. Se clicchi Osserva allora, il torneo... Ok. Osserva. Ok. Ok, adesso dal dosso. Posizione, ok, trovato. Posizione molto interessante. Sì. È una posizione molto interessante. Complicata qua ancora, anche se quel pedone passato è un pedone, non è da sì, d'occhio, insomma. Beh, tutti e due hanno pedoni passati, il pedone bianco in B, il pedone in D4 avanzato in D4. Il pedone D4 è... Prego, scusa. No, dico che il pedone lì è pericoloso più dell'altro, l'altro deve essere ancora mosso, insomma, perciò... Qui la strategia base... Considero il fatto che gli alfieri, cioè l'alfiere su campo aperto è più forte del cavallo, dopo si vede, insomma. Sì, qui se c'è una strategia sarebbe quella di immediatamente di immaginare di bloccare il pedone con il cavallo in D3. Sì. Ecco, però c'è anche un tatticismo con la bella mossa, bisogna riconoscerlo che se l'ha trovata con l'idea. Qui bisognerebbe calcolare D3 con attacco al punto F2, che sarebbe molto interessante. D3, cavallo prende, donna prende, torre per F2 e sarebbe perdita di qualità.
Quindi l'idea del bianco vista così, infatti bloccare il pedone con il cavallo in modo tale da non farlo avanzare, e il cavallo è inattaccabile, e chiuderebbe anche la diagonale a un alfiere che al momento è buono, però se rimane chiuso. E quindi è una bella mossa da parte di Dal Dosso, veramente una bella mossa strategicamente parlando, giocata per bloccare il pedone. Come ho detto, questi ragazzi il cavallo bloccante è forte, sì. il cavallo bloccatore è il pezzo più forte in assoluto, perché non solo blocca, ma riesce a estendere il suo raggio anche in avanti o ai fianchi, e quindi controlla un sacco di case. Ed è per questo che il cavallo è considerato il pezzo bloccatore per eccellenza, perché è in grado di... Stavo guardando, Armando, Sì. guardando la spinta, la perra di alfiere, di cavallo, perra di alfiere, cavallo prende e c'è la torre e la perra di pedone, non lo so. Un sacrificio di torre, effettivamente. Ma il sacrificio di torre l'ho calcolato, ma dopo torre prende F2, re G2, re in H2, non so se ci sono attacchi, perché cavallo prende, torre prende, anche donna prende, che è molto forte, perché se mangia in F2 difendo la prima traversa con la torre, mi sposto con il re su una casa bianca, e le due torri e la torre di qualità sarebbe... Sì, sarebbe più che altro adesso sarebbe penso sufficiente. che sia alfiere per F2 adesso, senza sacrificare la torre. No, beh, alfiere per Ah no, no, F2, scherzo, scherzavo. cavallo Allora sì, cavallo penso che per sia... F2. Sì, sì, esatto, mi sono dimenticato che il cavallo in F2 difende poi la È torre. che appunto la ripresa difende. Sì, sì, Sì. non l'ho visualizzata, infatti dopo la ripresa cade, cioè la torre difesa. Però infatti adesso questa mossa qua non sembra un pedone perso per nulla, non so perché non vedo adesso come posso proseguire il nero in modo diretto, forse deve rimanovrare da qualche parte, non Ma so. un'idea Ma sai potrebbe... che, Armando, torre di 4. Torre di 4 con ogni probabilità, donna C2, poi difende sempre la seconda traversa e poi cerca di svincolare le difese. Certo, non è una posizione facile per il bianco, anche se ha un pedone in più, perché ci sono le inchiodature. Cioè la torre in D8 inchioda in D1, eccetera, eccetera. C'è la minaccia costante in F2 che non è facile da tenere sotto controllo. E quindi è una bellissima posizione. Qui, per esempio, al posto di B4 io avrei giocato torre F1, in modo tale da svincolare il cavallo dall'inchiodatura e poi cercare di sfruttare il mio pedone in più. Ma sono scelte che dovrebbero essere valutate con calma, con molta calma. Però torre F1 difenderebbe tutto e insomma potrebbe essere più interessante. Qui l'inchiodatura è forse il tema principale per il nero, e anche la lunga diagonale, che non è mica uno scherzo, insomma. Torre C1, torre C1, torre prende, donna prende, scacco, re H1, torre lì. Se l'idea è giocare, donna C3, se l'idea è giocare donna C3 per cambiare le donne, gli arriva un alfiere di 4, che non è proprio divertente. Sì. E quindi vediamo. Qui deve fare attenzione anche il bianco, perché ci possono essere tatticismi magari non visibili subito, insomma, così come colpo d'occhio. Vediamo. Belle partite, ho detto anche l'altra volta, questi ragazzi giocano bene, insomma, a me piacciono molto come giocano, perché hanno delle buone idee, il che significa che gli istruttori gli stanno dando forse le informazioni più corrette. Donna F5 è buona, attacca il punto critico, che è il cavallo, e non puoi spostarlo perché altrimenti c'è l'attacco su F2. Adesso ecco perché un po'
con esperienza avrei piazzato la mia torre in F1 in modo tale che mi risolveva un po' di problemi. È bella sta partita, sarebbe da seguire. Cavallo C5. Sì, Wow. dai, rimaniamo un attimo qua, semmai tra un paio di minuti cambiamo, perché anche nonostante questo ci sono soltanto 2 partite oltre a questa del turno avanzato ancora in gioco, quindi semmai rimaniamo ancora qua qualche mossa per vedere come si evolve la partita e poi cambiamo. Allora, c'è la De Bianchi Asia che secondo me è torneo A contro Cagliazzo Giorgia, Ah, quindi due ragazze che si allora sì, dai, visto che lasciamo Strenghetto a suo tempo per pensare, quindi passiamo a questo derby di ragazze, però vedo qua già la Giorgia ha quei 2 pedoni connessi, di cui uno anche passato, ok che è sulla colonna di torre, però bisogna stare attenti a quei 2 pedoni lì. Eh sì, un'analisi così visiva con un colpo d'occhio, un finale di torre che, come io ripeto sempre ai nostri ragazzi, è fondamentale studiare i finali di torre. Bella per l'entrata in C3, notevole, Mm. perché i finali di torre sono quelli che si verificano praticamente con la maggior frequenza e bisogna conoscerli molto bene, anche perché sono i più difficili probabilmente. Come diceva il grande Tarrasch, tutti i finali di torre, no, Tartacover, tutti i finali di torre sono pari. Sì. Anche quando non è vero. Ma ha solo il tempo a suo vantaggio l'Asia, perché Esatto. Ricordiamo che Eh, appunto ci sono 5, perché magari chi si fosse collegato solo ora, che ogni partita è giocata con 20 minuti più 5 secondi di incremento a mossa, quindi dopo ogni mossa si recuperano 5 secondi. Questo fatto apposta per evitare che certe partite finiscano per il tempo, o magari vengono rovinate per dalla fretta. Quindi noi abbiamo pensato che 5 secondi siano sufficienti per questo incremento, anche per non dilungare troppo le partite, visto che bisogna giocare per 3 giorni, quindi prendere tutto il più leggero possibile, sia per ragionare ogni mossa, sia per evitare di finire in situazioni con poco tempo. Anche che comunque diciamo che 50 secondi in questo finale, secondo me ha perso appena anche il pedone, quindi magari il tempo alla fine è solo un problema non così grave, perché alla fine diciamo che penso sia, almeno personalmente, sia sufficiente per giocare il finale con un minimo di tranquillità, ecco. Per alla fine sono molte mosse quasi automatiche. Beh, qui è posizione vinta, se gli Sì. viene in mente l'idea di dare la torre in B2, è brava, brava, grande, bella mossa. Magari sì, oggi possiamo anche questa semplifica approfittare. e risolve. E Aldo, possiamo Eh, anche approfittare della presenza di Aldo presso il torneo in presenza di Bassano per avere qualche notizia in diretta. Dei tornei in presenza? Eh beh sì, tu sei presente fisicamente al torneo di Bassano, I giusto? tornei in presenza fino al 31 non se ne fanno, perciò... Ah, vedi. ok. E poi bisogna tenere d'occhio il sito della federazione. Bisogna aspettare il 31 prima di avere un'idea di quali tornei. So che è in programma un altro torneo in presenza, credo al periodo di San Valentino nel 14, non mi ricordo Ok. più adesso bene dove, ma in tutti i casi bisogna aspettare il 31. Inutile parlarne adesso, che dopo magari cambierà chissà cosa ancora. E già che stasera Ah, è prevista una riunione del comitato regionale. Stasera sì. questo secondo me. No, io sto guardando la partita sempre della Georgia e la Bianca e la Asia. C'è stata una serie, è un finale di pedoni, altro tema importantissimo per i ragazzi perché i finali di pedone sono essenziali nel gioco degli scacchi, tenendo conto che possiamo semplificare tutti i pezzi e rimanere con un finale di pedoni. E il piano che ha scelto il nero per crearsi il pedone passato con la spinta in F4
è notevole, anche se avrebbe potuto evitare qualche complicazione. Beh, qui cambio, siamo a 4 mosse, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e questi sono i problemi dei finali di pedone che bisogna imparare a calcolare bene il numero delle mosse che servono. Contro sacrificio, interessante, però se mangia in F4 arrivano con un tempo in meno. Catturo 3, spinge, lui spinge 2 Bella pedoni. Ma su me poteva catturarlo a questo punto. Sì. Ma certo, no, questa è Adesso Ah, forse c'è idea di che da scacco adesso, cioè, però peccato che promuova prima. ma te promuovono. però È un peccato, ha sciupato un finale vinto. Ha sciupato questa un aveva già finale. vinto, ma stava prendere col pedone. No, sarebbero arrivati pari, con la differenza che andava in Sì, F1. sì. No, l'errore è stato quando ha spinto in F5. Bastava con il re andare subito a caccia dei pedoni, Sì, come esatto, io pensavo anch'io fosse quello. la chiamo la volpe nel pollaio. Avrebbe dovuto applicare la tecnica la volpe nel pollaio. Sì, sì. Però La questa è classica brutta, volta. io avevo fatto lo scacco in G5, mi riprendevo il pedone, adesso è ancora più complicato. Beh, se fai scacco in G5 penso che il pedone H4 ti farebbe un Ah, sì, baffo. esatto. Giusto, per i bianchi vanno in su, vero, perché pensavo di essere dalla prospettiva del nero, invece siamo sempre dalla Ah, prospettiva del bianco. qui deve fare molta attenzione il nero perché se subisce uno scacco con cambio di donna ha perso. E quindi ecco, questo è l'errore. Donna B1 vince. Più che altro aveva 5 secondi, anzi 0, diciamo, quindi ha fatto la prima mossa d'istinto. Non la vede Oh, però. donna, vabbè, ma però avrebbe potuto giocare donna B1 che è tipica, cioè scambio le donne. Sì. Vabbè, allora, Qui c'è. beh, dai, diciamo che per questa partita possiamo un attimo lasciare in sospeso. L'ultima partita che dobbiamo ancora guardare delle tre rimaste è Altissimo Tiziano contro Ranieri Guglielmo, sempre del treno avanzato ovviamente. E qua è più complicata perché non siamo ancora in un finale, ma quasi, tanti pezzi ancora in gioco, c'è un pedone in più. No, qui c'è una torre Ah, in torna in più, più. infatti stavo guardando la differenza dei pezzi, ma mi sa che... Qui c'è una torre in più. Tiziano, tra l'altro, è un mio allievo. Ok. E qui c'è attacco di matto con donna G5. Sì. Donna G5, alfiere per E1, donna F6, re in H6, non molto chiaro, aspetta, donna G5, Sì. beh, qui forse può risolvere tutti i problemi con donna C1. Ma se tipo con donna G5, alfiere per cavallo e poi gioco H5. Eh, alfiere per cavallo, H5, E poi per con giocare l'idea di H6. H6 matto. Sì. Gioca H6, donna F6 ed è matto imparabile. È una buona idea, anzi credo sia vincente. Sì, Sì. effettivamente avevo già subito sentore che ha donna G5. No, No, infatti. Più che altro questo- perché... adesso lascio sotto il cavallo, ma più che altro dopo donna G5 il nero non ha più scacchi, dopo donna G5 alfiere per e H5 il nero non aveva più scacchi se non dare in sacrificio l'alfiere su F2, ma una volta che il re riprendeva finivano gli scacchi del nero e quindi era matto imparabile. Però sì, adesso non ha visto che il cavallo è rimasto sospeso e penso che Guglielmo vada a catturarlo. E si ritrova recupera un pezzo per la qualità, insomma. sì, recupera il pezzo e tra l'altro anche E il dopo pedone libero può essere fastidioso in C4. Qui Tiziano ha mancato un'occasione. Si poteva anche giocare donna C1 e poi portare in gioco il cavallo, insomma, così avrebbe evitato tutti i problemi. Questa mossa proprio. Sì, ha attaccato un pezzo, ma in realtà quel pezzo è difendibile perché la scoperta, a meno che non giochi
no, ma non vedo nulla. Come chiamare? Una difesa di scoperta? Sì, praticamente ha difeso il cavallo mangiando il pezzo. Non si è accorto che ma a questo punto la situazione è un po' più complicata per il bianco, molto perché c'è sempre quel pedone libero in C4 del nero che avanzando potrebbe bloccare tutti i pezzi. Adesso dovrei guadagnare un tempo, non quella, ma donna C1, costringendo il a arretrare e poi entrare in G5. Già. Era fatta. Oppure adesso a questo punto c'è la donna inchiodata, quindi H5 potrebbe ancora essere buona. Ritorna lì. Non so perché vuol giocare sulle case bianche, che ha il controllo delle case nere, da questo lato. Ma no. Secondo me non ha le idee molto chiare il nostro Tiziano. Sì, probabilmente non ha ancora un piano ben preciso. Non ha un piano. Adesso, qui dovrebbe immaginare. Adesso riporta in gioco il cavallo che terrà a casa F6 un po' alla volta. Qui deve giocare super aggressivo. No, non ha le idee chiare. Si vede dalla sequenza delle mosse, continua a mantenere un attacco, ma in realtà è il re che deve attaccare qui. Quindi H5 è d'obbligo. Non ha importanza, adesso deve per forza immaginare dove andare con una torre che rischia di rimanere intrappolata. Intrappolata? Sì, perché a torre in E8, torre D8 c'è la scoperta di cavallo. A torre in E8 potrebbe anche seguire donna D7 che è abbastanza fastidiosa. Sta sciupando, è un peccato, ma purtroppo a scacchi, sì, a scacchi bisogna fare sempre i conti con l'avversario. Peccato, vabbè, adesso ha un minuto, ma non sarà facile lasciare in presa la torre per l'alfiere mi sembra un suicidio. Probabilmente vorrà giocare su cosa, non lo so, però no, qui gioca donna prende torre, donna prende alfiere ed è un finale molto difficile perché questo è un finale con il pedone passato sostenuto. Adesso c'è un'inchiodatura che è abbastanza carina e qui si potrebbe ancora avere qualche no, così si perde un pedone. Donna A1, reina G2, donna per D4 e difendo anche il cavallo. Non lo vede bene. Non lo vede. No, bene nel senso bianco, sia chiaro, bene per il bianco intendevo. Ecco, questa comincia a essere un po' più pericolosa perché con il cavallo entrato in C5 il pedone passato è sempre pericoloso. Però insomma vediamo se riesce a. Ma dovrebbe evitare il bianco di cambiare le donne perché con le donne riesce a fermarlo il pedone, senza donne chiaramente senza donne il finale è perso, insomma. Ecco, qui adesso la minaccia è quella di avanzare il pedone perché ti ha vincolato la difesa e perderebbe ancora il pedone centrale, però perde il cavallo. Quindi scusate, stavo vedendo, sono le 15:50, ho visto che tutti i round del torneo base sono terminati e in effetti come partite rimangono giusto 1-2 al torneo avanzato, giusto? Sì, rimangono un paio. Qui se entra in F6 di cavallo, qui però c'è sempre donna, cavallo F5, qui è rischiosa perché cavallo F6, cavallo per D4, donna per D4, c'è donna E8 e praticamente vince la partita.
forse si usava con un perpetuo. Oh, cambiare le donne, Così, no? Ah, così è partita bene per il nero. Ah, anzi ha perso un in pezzo. effetti, in effetti anche quello. Era ancora interessante. Era ancora interessante. Peccato. Vabbè, allora, semmai, visto che torniamo un attimo all'altra partita dal Dosso Strenghetto, che è già un finale, vabbè, anche qua direi vinto, però magari non vedo. Qui vinto, attenzione. Sì, ecco, è vinto, cioè, 3 pedoni contro uno, però è un attimo che si ribalta la situazione, perché ci sono 2 pedoni in settima, di cui una si fa No, promozione. così è perso. Infatti. Perché la promozione basta spingere il pedone in G7 e poi il re avanza, lo sostiene e faccio sempre promozione. Sì, Buona. Buona, e adesso i due pedoni liberi decidono, re G6, re sì. G3, H5, H6, H7, alla fine vinco. Sì, Cioè, occhio a non giocare RF7, sennò addio. Re F7 Cambia nulla. sarebbe ancora vincente perché il re nero è fuori dal quadrato. Sì, Sì, ti ecco. becchi degli brutti scacchi, ma H5, No, perché in teoria H5. se fare F7 posso sacrificare, cioè intanto prendo in C7, sacrifico la torre su G7, poi prendo con Re Nero il pedone in H4 e si riesco a Se- pattare. Dopo che hai giocato re G3, però, Sì, che sì, devi ovvio, sempre. perché toccava al nero prima, però adesso comunque in ogni caso H5 è ancora per consolidare quel pedone in G7, penso che qua il nero non possa fare altro che aspettare che uno dei pedoni va alla promozione. Era interessante catturare il pedone. Sarebbe interessante andarla a vedere da un'altra parte. Cioè, c'era la possibilità prima di catturare in C7, minacciando torre C1, che avrebbe obbligato il cambio e tutti e due sarebbero andati a promozione. Però, insomma, hanno giocato bene, insomma, è interessante, insomma, giocano bene, devono migliorare nello studio dei finali, però è buono. H6, H7 credo sia decisiva ormai. Mm. Oh, Scusa Alessandro, tu hai fatto partire il torneo B o stai ancora No, no, aspettando? partiranno contemporaneamente. Il prossimo round, ora, non appena terminano Mm. queste ultime due partite dell'avanzato, partiranno in contemporanea il secondo round per entrambe le maratone. Beh, Un buon numero di qui giocatori ho visto, ma un'ottantina da quello che ho visto Abbiamo 84. 84. ok, è finita 49. anche questa, quindi direi che magari possiamo anche dare 5 minuti di pausa, diciamo, visto che Sì, partiamo a questo punto alle ah, un 16 in punto. punto. Sono 15:54, abbiamo 5-6 minuti di pausa e partiamo alle 16 in punto. Allora partiamo alle 16 allora. Sì, Allora io mando il messaggio ai miei genitori dicendogli che si parte alle 16, così possono informare i ragazzi che hanno secondo, Bene, secondo turno ore io faccio un giro, io 16. intanto faccio un giro nella sala torneo per vedere come. ok. Ore 16. Ok, ho inviato. Allora, chiamata vocale persa da parte di chi? Boh, non lo so. Ciao Orlando, al torneo. Che è successo?
Si soffre come al solito. Eccoci, siamo ripartiti col secondo turno e questa volta partiamo dal torneo B, visto che prima abbiamo commentato esclusivamente il torneo avanzato, quindi adesso al torneo base diamo un po' un'occhiata alle partite. Siamo sulla prima scacchiera virtuale in questo momento tra Opanasiuk e Mario Poriega. Allora, Mario Poriega so di per certo che è uno dei giocatori, dei ragazzi del Valpolicella, mentre diceva Armano che Opanasiuk è uno dei suoi. Sì, è un ragazzo che da poco frequenta la scuola e quindi sta crescendo, ci vorrà il suo tempo come per ogni giocatore, deve ancora, ecco, questa proprio l'avrei evitata, adesso perde un pezzo, ma è tipico di questi, quando si è all'inizio questo tipo di ragionamenti è abbastanza facile farli, del tipo mangio, tu mangi quello, io mi mangio quello e recupero, e invece purtroppo non è così. Allora direi che questa partita è già segnata, perché con un pezzo in meno e nessuna possibilità di contrattacco credo sia molto difficile per il bianco trovare delle cose, ma naturalmente a questo livello gli errori sono abbastanza facili commetterli. Questo Mario Poriega l'ho già visto anche l'altra volta e ho visto che gioca discretamente bene, con della buona visione scacchistica. Penso che giocherà il cavallo, sì, cambia l'alfiere, comincia a cambiare i pezzi. Bene, Buona sì. visione, hai visto che ha come avatar Armando? Scusami? Hai visto, ha una buona visione, ma hai visto chi ha come avatar? No. Vedi l'avatar suo, il suo... Ah, Per forza è una buona sì, adesso ho capito, grazie. Sì, no, giocano bene, insomma è bello vederli. Si soffre soprattutto quando guardi i tuoi allievi che fanno ancora delle cose che ti fanno perdere giorni di vita. Poi però quando... adesso è esagerato. No, è una minaccia che uso molto spesso con i miei allievi quando li rimprovero, perché gli faccio presente i giorni di vita che perdo, però quando fanno delle belle cose gli dico anche che quei giorni sono recuperati. E allora diciamo che... Posso dire... È come l'Elo, sì, appunto, è come l'Elo, che no? Mario, si perde, si guadagna, cosa vuoi. Posso dire che Mario è uno dei miei studenti, che lui proviene dalle scuole di Negrarra e adesso insomma attualmente si è legato con la nostra associazione e beneficia dei corsi miei e di Paolo Dalla Vecchia, che ci raggiungerà ora nei prossimi giorni, giusto Matteo? Sì, mercoledì siamo in compagnia di Paolo e Alessandro Zangrandi, quindi saremo un full di commentatori del Valpolicella per l'ultimo giorno. Mentre domani possiamo già fare un piccolo spoiler, avremo con noi, oltre a Alessandro, ci sarà Kenneth Solomon e Veronica Goi, che sono marito e moglie, se non sbaglio, giusto? Sì, io ci sono, spero mi avete già... più che altro poi ti spiego dietro le quinte cosa abbiamo fatto. E niente, comunque allora avere un grande maestro come commentatore non è male. Sì, tanta roba. Noi che organizziamo queste dirette ne siamo onorati della presenza vostra che vi alternate. Esatto. Allora, e poi anche la Veronica, neoconsigliere della federazione, nonché campionessa italiana. Cioè, ragazzi... Sono pezzi da 90. Sì. Sì. Ma Armando è uno che ci è in ascolto fino adesso, sarebbe un maestro internazionale in ascolto. No, io ringrazio questi come dire, complimenti, ma non lo so, no. Lo dicono in tanti, ma probabilmente solo perché mi vogliono bene, insomma. No, non sono sicuro che avrei avuto una forza del genere. Ma me lo dicono in tanti, ma sai, un complimento a questo poveraccio. No, più che altro perché sa che ti convinci di giocare qualche torneo per cercare di farlo, questo magari anche qualcosa di più di quello che sei, insomma. Che no.
Diciamo Freghi gli che agenti in quella maniera lì. Diciamo che se avessi avuto la voglia, la necessità e la capacità di provare quando ero molto più giovane, sì, forse qualcosa in più avrei fatto di quello che sono riuscito a fare. Poi però, come al solito, la vita è sempre piena di imprevisti. Forse pochi sanno un particolare della mia vita, ma sarebbe... Non lo so se raccontarla, però... Allora, nel frattempo, comunque, finché pensi se raccontarlo o no, mi sono spostato sulla seconda scacchiera, sempre del torneo base, in cui c'è il fratello di Mario, Filippo, contro Ranieri Stella. Anche qua è un derby in casa del Foricella, quindi diamo un po' un'occhiata a questa partita, che è anche, Ah, diciamo, Non è un- abbastanza Filippo interessante. Filippo e Mario sono gemelli, oltre che fratelli. Ah, però. Cioè, sei in... Dove sei? Seconda scacchiera del torneo base, Poiega Filippo contro Ranieri Stella. Ah, anche questo nome avevo dato un'occhiata. Pedone doppiato. Mm, Non si devono annoiare a casa quando devono fare le partite tra di loro. Ma abbiamo già due fratelli che pareggiavano continuamente, lo Iacono che per tradizione quando si scontrano pareggiano, però è arrivato purtroppo anche per loro, è arrivato il momento in cui per necessità si sono dovuti scontrare con un Armageddon e quindi uno dei due doveva perdere. Sì. Purtroppo per loro perché in tutti i tornei hanno sempre pareggiato, in tutti, sempre, non hanno mai giocato contro, giustamente, o poi ognuno farà le sue scelte. Però mi ricordo, credo alla finale del campionato italiano a Padova, hanno dovuto incontrarsi con l'Armageddon e chi conosce la regola dell'Armageddon, il bianco gioca con più tempo, ma è obbligato a vincere perché in caso di parità vince il nero. E È vero. quindi, sì, quindi finalmente uno dei due ha dovuto perdere. Ecco, questa è stata la tragedia. Questa Più che altro uno mossa, dei due ha dovuto vincere. ecco, questa mossa perde un pezzo secco perché non ha visto che ha un doppio attacco. L'ultima mossa del nero è un errore perché mantiene il doppio attacco. E se mangi di alfiere, no, ma se mangiavi di pedone ti portavi a casa un pezzo perché attaccavi sia l'alfiere che il cavallo. E quindi Poiega Filippo qui ha trascurato la possibilità di catturare materiale. E comunque mi segnalavano che bisogna mettere da parte tutti i supporti perché dobbiamo rimanere i più imparziali possibili in questa presentazione. Ah, vabbè, ci mancherebbe. Ma io ho solo detto adesso che è un derby in casa del Foricella, ma non voglio dire, solo perché so chi sono, ma non è che sto facendo Vabbè, favoritismi. è chiaro e questo insomma chi ci sta ascoltando lo apprezzerà. È chiaro che gli istruttori non sono arbitri, gli istruttori sono innanzitutto quegli insegnanti che passano, insegnano, educano i bambini che imparano gli scacchi e per loro non è semplicemente la scacchiera, per cui non ne abbiate a male se ogni tanto ci viene da parlare in bene dei bambini, dei ragazzi ai quali insegniamo, è più che naturale. Ecco. Giusto Allora, per, Si fa... perdonami Aldo, Dimmi. a onor del vero, se qualcuno ha ascoltato le mie, certo quando giocano i miei ragazzi guardo bene, ma ho sempre fatto i complimenti anche a tutti gli altri, proprio perché a me piace quando giocano a scacchi, insomma. Quindi quando li ho seguiti ho sempre apprezzato tutti i ragazzi che giocano. Mi piace quando i ragazzi giocano bene. Se sono i miei, bene. Se sono gli altri, bene lo stesso. Vuol dire che la scuola è buona. Viva gli scacchi! esatto. Viva gli scacchi, esatto. Allora, Quindi ok, nel frattempo ho fatto un altro spostamento, mi sono spostato nella sesta scacchiera sempre del torneo base tra Gianola Matteo e Bisona Elia. C'è solo un pedone di differenza, un pedone in più per il bianco, però comunque la sesta, posizione è abbastanza interessante in ogni caso.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, l'attacco al punto F4. Questa per il bianco è una buona idea, e cioè cambiare pezzi e tentare di arrivare in un finale con un pedone in più. Sì, d'altronde Sì. adesso quel pedone in E5 tra poco cadrà o per un cambio, oppure magari adesso cattura in F4, poi cambio di torri, il bianco riprende il pedone con l'alfiere, con l'alfiere ovviamente, proponendo un No, altro cambio. se prendi di alfiere perdi materiale perché c'è torre per E1. No, Prima de, no, io dico prima dopo, de, dopo il cambio, cioè dopo pedone per, cambio di torri e poi prendo con l'alfiere. Sì, adesso sì, sì, quello intendevo. infatti Sì, esatto, sì. sì. Io sono sempre puntiglioso, cioè No, nel no, fai bene senso che perché è un attimo che mi sbaglio anch'io. Più che altro purtroppo non sì. possiamo, cioè non c'è questa possibilità purtroppo, ci spiace un sacco di muovere noi i pezzi in, diciamo, in una scacchiera da dietro le quinte, nel senso in Ah, sovraimpressione. se pedone prende in F4, cambio della torre, altrimenti se cambia di alfiere o di torre perde materiale. Cambio di torre, adesso deve cambiare la torre, altrimenti rischia bene, va bene. Alfiere prende o reprende, alfiere prende in F4 e poi ci sarà un finale. Adesso spero non giochi torri in F8 perché se gioca torri in F8 entra in un finale perso. Sì, ecco. Mm. Sì, con Però 4 pedoni completati, di cui uno separato, insomma. ecco, questo tipo di finali bisognerebbe assolutamente insegnare ai ragazzi quando c'è una maggioranza da una parte e quando c'è parità dall'altra per spiegare che lo scacco, re in H1, forzata, eh, ok, adesso torre F8 potrebbe essere una mossa Una buona fastidiosa, mossa. sì, a cui No, bisogna. sì, 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 si potrebbe fare, sì. Mhm. No, no, Torre perché F8 sarebbe una buona mossa. alfiere di 6 non funziona perché mangio di alfiere o anche di Sì, pedone, appunto. non di re. Però deve fare attenzione perché torre F8, beh, c'è lo scacco in E1, ho il tempo di togliermi dall'inchiodatura. E quindi torre Però F8. se il nero vuole avere, se il nero vuole avere qualche chance, deve per forza fare torre F8. Altrimenti gioca una torre che non fa niente, prima di tutto. Esatto. Qui adesso. E poi si vedrà. Ma su torre F8 rimane il pedone C7 in presa, non posso catturarlo perché ho la torre in presa. Se do scacco obbligo il re a portarsi in D7 e ho svincolato un attimo. A onor del vero, su torre F8 bisogna fare attenzione perché c'è la possibilità di entrata della torre sulla seconda traversa, per mezzo, per esempio. F7? Esatto, qui deve fare molta attenzione. No, c'è l'entrata della torre nera. Scacco va bene, re di 7, ok? E adesso quando sposterà l'alfiere deve trovare una buona casa perché c'è l'ottava traversa debole. Ui, devo da Qui, prendere. Devo da qui prendere. bisogna fare attenzione. Ok? E adesso no, H3 è un pezzo in presa, peccato. H3 è un pezzo in presa. Torre però per F4 e credo che il bianco non abbia più nessuna chance. Ah, peccato davvero, perché alla fine aveva un Sì, pedone in più. sì, adesso la torre entrerà sicuramente in seconda traversa o settima come la chiamiamo noi. Ed Farà è strage di pedoni. e farà una strage di pedoni perché quella è la linea dei pedoni, come la chiamo io. Eccola lì, è arrivato in settima e adesso sono problemi maggiori, un pezzo in più. Purtroppo sì, si sono ribaltate, si è ribaltata la partita perché tecnicamente con un pedone in più doveva essere bianco, forse più propenso a vincere il finale, ma dopo che il pezzo è stato lasciato sospeso, adesso è un po' un No. problema.
un peccato che abbia giocato così velocemente, Sì, perché aveva infatti, anche 9 quello. minuti, insomma, non puoi lasciare un pezzo in presa quando hai tutti quei minuti. Cioè, non puoi. È proprio questo che ci dicevamo, Armando, no? Sì. I ragazzi quando incominciano a giocare hanno uno slancio a fare la partita molto velocemente senza dare peso al tempo che hanno a disposizione e senza riflettere dovutamente per fare la giusta mossa. Purtroppo sì, purtroppo questa è una delle cose che gli istruttori devono assolutamente cominciare a lavorare sulla capacità di scelta delle mosse e del tempo che è necessario. Cioè, mi spiego un po' in maniera diversa. Ci sono dei momenti dove devi giocare quella perché è quella, ce ne sono altri dove sei obbligato a riflettere più attentamente e lì devi imparare a gestire il tempo. Beh, lì noi possiamo dire, poiché molti ascoltatori videoascoltatori che ci seguono sono i genitori stessi dei ragazzi, che giocare a scacchi è importante, ma è importante soprattutto passare il tempo a riflettere per fare la buona mossa, perché è questo che aiuta a concentrare e a sbagliare di meno. Qualche cosa che i nostri ragazzi nelle nuove generazioni hanno la tendenza a perdere perché tanti giochi al videocomputer sono basati sulla reazione, azione-reazione e sulla velocità. Il gioco degli scacchi va in controtendenza, ovviamente c'è la possibilità di giocare delle partite addirittura da 1 minuto e questo i bambini lo conoscono bene, loro adorano questo modo di giocare, ma non è il gioco degli scacchi. Oh, quello è veleno puro. Per i ragazzi giovani veleno puro, sì. è veleno puro. Cioè io mi rifaccio al grande Botvinnik, il quale gli venne chiesto: ma lei ha mai giocato all'Ampo? E lui ha risposto: sì, una volta in treno. Cioè, questo per dire, sì, dobbiamo fare molta attenzione. Esattamente, Alessandro, hai puntato il dito su uno dei problemi ed è quando io rimprovero amabilmente i miei ragazzi, quelli giovani, gli dico: guardate che questo non è un videogame. Esattamente le tue parole. Qui non è la velocità di esecuzione, qui è la qualità di esecuzione. E se la qualità di esecuzione richiede tempo, lo devi usare. E Allora, quindi sì, difficile. dici pure. Ok. No, dicevo, ha ragione Alessandro, dobbiamo lavorare molto su questo aspetto della capacità dei ragazzi di imparare a usare il tempo in maniera corretta quando la posizione lo richiede. Cioè, ci Infatti. sono posizioni dove puoi anche spendere anche 5 o 6 minuti per giocare, anche se stai giocando a 20 minuti. Per esempio, la posizione prima di Tiziano, dove ha perso il coso. Ecco, quella posizione, se avesse speso 5 minuti in più e avesse trovato donna G5, con l'idea di H6 che forza il matto, avrebbe vinto la partita anche se rimaneva con 1 minuto. Già. Questo è il concetto dell'utilizzo del tempo. Allora, nel Cioè, frattempo, comunque, diciamo che ho messo in grafica da partita, sono tornato alla seconda scacchiera sempre del torneo base tra Poiega Filippo e Ranieri Stella, perché molte partite del torneo base sono finite e questa mi pare sia comunque la più equilibrata tra quelle rimanenti, perché c'è solo anche qua un piano di differenza, ma il gioco è ancora interessante. Il re del bianco non arroccato, quello del nero non mi pare neanche quello, forse magari è stato arroccato in precedenza. Fatto sta che è una posizione anche con un solo piano di differenza, comunque molto dinamica, è un attimo che uno dei due giocatori possa spaccare, ecco, questa situazione. Adesso qui, il trucchettino deve stare attento il nero. Qui la minaccia Aldo l'ha vista subito, è cavallo per E5 perché c'è l'inchiodatura del pedone e la donna non può, cioè la donna verrebbe catturata dalla torre in caso di cattura.
e quindi deve parare quella minaccia. Poi quel re nero lo vedo molto molto scoperto. Accidenti. Il Quindi piano potrebbe essere, vero Armando? Il piano potrebbe essere cavallo H4 e dopo in F5. Brutta questa mossa qua del nero. questa è una mossa molto discutibile, perché perdere quel pedone centrale con il cavallo, mantenendo ancora l'inchiodatura di torre, le cose cominciano a complicarsi per il nero. Cioè io qui, vediamo, mangio, Qua purtroppo non vedo. Ah no, attenzione, c'è donna D6. Attenzione, donna D6, attacco tutti e due i pezzi. Donna D6, donna D6. Ma c'è uno scacco? Dove? C'è uno scacco, D7, sì, ok, sì. D7 e ritiro l'alfiere? No, Mi prendo la torre? Vedete, quando parlo con i miei ragazzi o anche con gli altri, quando sono nei tornei, faccio presente che anch'io guardo una posizione, vedo una minaccia e poi devo chiedermi: ma c'è o non c'è? Ecco che Aldo mi fa notare: ok, gioco donna di 6 che attaccava due pezzi, però io gioco cavallo di 7 e ho risolto il problema. Mi era sfuggito quello scacco, giustamente. Qua è una mossa Così interessante. Ma più che altro, secondo me la mossa può fare lo interessante. stesso. Sì, ma la mossa interessante qua potrebbe essere C3 per preparare donna F3 e dare un bel matto. Però non l'ha anche. vista. Sì, oppure in maniera più pragmatica, cavallo di 7, mi portavo a casa una qualità. Ovvio, tutte le mosse qua erano buone, diciamo, sì. Adesso qui Può sempre fare adesso volendo questa C3 molto interessante. io mi prenderei la torre, francamente, però ognuno ha le sue visioni scacchistiche, anche C3 Sì, è carina. infatti, perché tanto alla fine posso farlo anche in un secondo momento, quello di 7, visto che dovrei fare qualcosa a riguardo il nero per evitare donna F3. C3 Però era una bella mossa, con l'idea di passare la donna che è fuori gioco. sì, È una sì, buona mossa, una gran bella mossa C3, merita essere vista. C4, scusate, non C3. ah, giusto, sì, C3 in C4, esattamente. Qua Era deve essere molto interessante perché, come dicevate anche voi, cavallo di 7, qua si porta a casa la qualità, vediamo poi se il nero riesce a uscirne fuori, ma la vedo, onestamente la vedo un po' dura qua, adesso, per il Guarda, nero. qui una trappola potrebbe essere re in E8, cavallo prende in B8, donna prende torre, arrocco e prendo matto. Perché c'è donna per G3 che vince. Guarda Armando, carina anche potrebbe essere cavallo F6 con scacco. È in F8? No, ritorno in F8 e la donna che entra in gioco. Sempre con la cosa. Vabbè, questo è più semplice, questo finisce tutto. Ma lo scacco adesso sarebbe bello, vero? Di donna. Sì, anche Alfiere prende quando catturerà di donna. Alfiere prende, cavallo prende, donna prende e poi dovrebbe risolvere i problemi. Dai, adesso è abbastanza lineare, dai, Attenzione, perché se donna prende, alfiere prende, ci potrebbe essere un fastidioso alfiere per F2, re per F2, e la donna per 3, insomma, complichiamoci la vita, però insomma, intanto una torre. Interessante. Donna D6, attenzione a non arroccare, perché se arrocchi prendi matto. Non so se può arroccare, penso di sì però. Sì, né re né torre sono stati mossi, quindi presumo di sì. Qui deve fare... Ah, ma qui forse c'è... Adesso sì, c'è donna B5. C'è donna A4 scacco, scusate. Donna A4 non può spostare il re perché ci sono tutti gli scacchi di cavallo. Aia, questa potrebbe essere rischiosetta. Alfiere per F2, così per andare all-in. Alfiere per F2 andrebbe calcolata.
andrebbe calcolata: alfiere prende, re prende, donna prende G3, re in... E due, ma tutto il tempo scappare il re, si sposta, Sì, si sposta, si sposta. per fortuna c'è l'alfiere sulla lunga diagonale che sì. tiene le case bianche. Soprattutto G2 era quella importante. Esatto. E quindi speriamo non arrocchi, perché sarebbe veramente un peccato. Però io qui molto facilmente darei prima di tutto uno scacco in A4 e poi ritiro l'alfiere in G2, insomma qualcosa succederà. Oppure difendo, ecco, qui bisogna imparare anche a difendere quello che è attaccato, tipo torre di 2, insomma, con torre di 2 penso di aver risolto molti problemi. E adesso? Re F8. Adesso attenzione perché la donna o ritorna in gioco perché cavallo per D5, alfiere per torre prende, alfiere per F2 è molto pericoloso perché non ci sono le coperture sulle case bianche. Attenzione perché qui bisogna stare attentini alla Sì. posizione. Quasi quasi fianchettare l'alfiere anche adesso, alfiere G2 se proprio devo così a colpo d'occhio, però secondo me c'è qualcosa di meglio adesso, dobbiamo un attimo guardare con calma. Sì, Ma beh. no, alfiere G2 va bene, secondo me. No, perché alfiere G2 c'è alfiere per F2. Ma mica è obbligato a prendere, vediamo cosa succede. Re prende, donna per G3 e attacco l'alfiere. Ah, giusto. Allora secondo E me no, perché bisogna difendere la diagonale, quindi l'unica direi donna B3 Ma c'è torre per... sotto, c'è torre F1, quando? dopo la presa di donna che difende alfiere. Allora, vediamo. Perché vedete, anche noi dobbiamo calcolare. Eh, Allora, so. eh, No, io dicevo allora, donna B3 adesso per riprendere di donna e mantenere la diagonale, però secondo me c'è qualche dubbio. su alfiere G2, alfiere per F2, torre D3. Allora, cavallo prende, torre prende, immaginiamo. Alfiere per F2 non è obbligato a catturare, però catturo qualcosa. Se cattura, non posso più catturare in G3 perché ha difeso con... Ah no, ma la torre non difende più. Alfiere prende, re prende, torre prende, scacco. Scacco E così. adesso questo è uno scacco fastidiosetto perché... Vediamo. Questo è uno scacco fastidiosetto Ma perché attacca... secondo me comunque poteva Penso che prendersi Re il G2, cambio. Re G2 è obbligatorio. Però devi fare il conto che riprende il cavallo in D5 perché ha attaccato Lo so. due volte lo stesso pezzo. È stato un bel attacco da parte del... Ma secondo me più che altro, Non può farci nulla. tornando una mossa indietro, invece di giocare donna E5 come in questo momento, cambiava cavallo per alfiere. Se torre per cavallo, la minaccia di alfiere per F2 si concretizzava con alla fine con una qualità in più, secondo me. Perché alfiere Allora, F2, re per F2, donna per G3 scacco e poi vado in G2 che faccio doppio re e torre. attenzione O torri entrambi. perché... Attenzione perché perché adesso c'è torre H in E1, eh. torre H No, in quella lì E1. no. Questa invece è carina perché prima era meglio torre in E1 perché c'era la casa in E8 che bisognava C'è a casa difenderla. in 8. Questa Ecco, questo però non è male. non è male. Deve difendere con torre, altrimenti prende matto o perde donna. Vabbè, può difendere col cavallo per quello, però... Ma Attenzione perché se al tempo di giocare torre 1, due torri che si lanciano sulle colonne aperte, basta uno scacco velenoso e la partita cambia strada.
Quindi sicuramente deve decidere il re, no. Il re, no. O parla di torre o parla di cavallo? Se va in G8, torre E1, Torre è uno lo stesso. deve fare molta attenzione qua, perché le case bianche potrebbero essere re G8. Adesso vediamo se trova torre E1, che è l'unica da quello che vedo, perché non ne vedo altre di mosse. C'è anche donna G5 scacco, però. Donna G5, torre 1, donna G5 scacco, re in C2, C1, C2, C2, sì. C2. Potrebbe anche Dopo inchiodare il cavallo? Cosa? Potrebbe anche inchiodare il cavallo? Come? Con donna B3. Donna in B3. Ah, sì. Sì, potrebbe Sì, anche... ma qui la donna sta giocando su una buona diagonale, perciò... Ma io giocherei torre 1 e l'ha giocata, e quindi, Giusto. mi sembra la mossa più aggressiva che ha. Però quel re è abbastanza scoperto e quindi deve fare molta attenzione il nero adesso, perché trovare una buona casa per la regina non è per niente facile, tenendo conto che c'è la casa E8, una casa da dove posso entrare con la donna e impadronirmi anche della colonna E, scacco, ok, e adesso sposterai il re in C2, donna G6, scacco, re in B2 e forse Finiti gli magari scacchi. gli scacchi sono finiti e poi bisogna vedere come può continuare il bianco. Beh, insomma, giocano. Sì. Donna Facciamo... B3. Vabbè, adesso vediamo un attimo come si evolve nelle prossime mosse, poi magari dopo, quando finisce questa partita, ci spostiamo nell'altro torneo, perché questa infatti è l'ultima partita del torneo base del secondo turno, quindi una volta che terminerà questa partita, Bella partita però. sì, sì, esatto, Sì, una volta che terminerà ci sposteremo nell'altro torneo, giusto per avvisare chi ci sta seguendo che non ci siamo dimenticati, ecco, del torneo avanzato, ma stiamo seguendo questa partita perché è davvero molto interessante e istruttiva soprattutto. Sì. Sì, allora, ci sono tatticismi a ogni mossa. Già. Perciò è quello il allora bello. io sto seguendo la prima scacchiera del torneo avanzato dove c'è Marco Schiavo. Allora, insomma, ci spostiamo anche noi nel frattempo. Allora, adesso andiamo a recuperare la partita. Allora, È una posizione dove c'è una qualità in più per il bianco e anche pedoni 2 contro 1 sul lato di donna, però quel cavallo in C4 e quello in F4 è sicuramente fastidioso, però deve fare attenzione. Il bianco qui deve fare molta attenzione sì. perché deve fare molta attenzione perché esatto. Ok che ha la qualità in più, però se notiamo l'efficacia dei pezzi, quei cavalli sono veramente forti rispetto alle torri. Soprattutto la torre G1 non è molto comoda averla lì in questo momento. esatto. La decisione di Wicic è quella di andare in H4 con la donna per poter entrare con il cavallo e metterla un po' in croce. Strano che non abbia fatto adesso, allora mi chiedo. Poteva farla subito invece di giocare donna F6. Addirittura Ha sacrificato la qualità per liberare un po' di materiale e semplificare e conquistare la casa E4 anche per il cavallo. 2, 4, 5, però questa bisognava calcolarla E e adesso F3. qui Tanta rischi roba. di beccare un matto che... E qui rischi di beccare un matto veramente notevole. Oddio, non è proprio matto, ma insomma ci va molto vicino. sì, perché D'altronde, dopo torre G2 deve essere è obbligata quasi. Beh È sì, obbligata torre G2.
torre G2 è forzata, ma dopo donna per F3 il bianco... Dopo la F3 bisogna andare a difendere il pedone F2. Sì. Ma più che altro sto minacciando Matto in D1. C'è sempre la donna che devi Matto coprire in F1 col cavallo in questo momento. Se la donna si sposta dalla difesa di F1, Però c'è Matto. Allora, sì, ma qui c'è torre, c'è cavallo F4. C'è il cavallo che difende la regina che scende. ma Però con qui l'F4 ovviamente. Tanta roba. secondo me deve giocare donna E2. Cercare di cambiare le donne, sì. Donna E2 potrebbe essere una difesa perché almeno impedisce gli scacchi. Però dopo donna prende in A3, minaccio sempre quegli scacchi fastidiosi. La situazione del bianco è tutt'altro che divertente. L'unico vantaggio del bianco è avere adesso la colonna G semi-aperta a proprio favore, però adesso, come dicevi te Armando, se per caso giocasse donna E2, che sembra appunto la mossa magari più, diciamo, per provare È a l'unica cambiare... forse. Sì, esatto, sto per dire anche io forse è l'unica, però dopo la cattura in A3, anche la torre in B8, che potrebbe entrare in gioco con la cattura in B4 a sua volta, attiva i pezzi del nero, adesso poi quel cavallo in H3 è fastidioso ed è difficile scacciarlo. Il No, bianco, secondo me, Adesso, deve cercare un Terro- controgioco. scusa Alessandro, una domanda. Ma adesso queste partite le stanno seguendo anche i genitori allora? Sì, però ci Sì, sono beh, tenuti... Vai, vai Alessandro. tutti i genitori hanno il link sulla connessione YouTube, dunque tutti quanti possono seguirla, assolutamente. Perché noi stiamo facendo dei commenti molto tecnici, magari qualcuno dirà cosa Ma stanno il dicendo punto io. è il fatto è che comunque la diretta, una volta terminata, rimane come video e quindi i nostri ragazzi possono rivedersela. Ah, ho Eh, capito. la tua considerazione è comunque giusta, Aldo, perché Bella questa. bisogna ricordare anche chi ascolta e a chi è indirizzato questi commenti. Assolutamente, sì, 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 sì. Bisogna ogni tanto ricordarsi che abbiamo un pubblico molto più ampio degli appassionati verticalizzanti del gioco degli scacchi. Assolutamente, Aldo. Qua Luigi ha sbagliato secondo me, non doveva semplificare, non doveva semplificare. Vabbè che ha la torre in più, però... Ah, ma visto che ha un minuto il bianco, Ma forse anche 5, per quello. secondi a mossa con questi ragazzi qua penso che sia un'eternità in ogni caso. Eh, eh, ma sì, sì, in effetti, ma no, ha sbagliato secondo me a semplificare. Stava benissimo il nero. Sì, esatto. Ok, che ha qualità, però non è così facile adesso giocare. Anzi, secondo me è più pericoloso il cavallo che la torre in questo momento. È Eh, un po' difficile. Perché il cavallo è sempre allora, pericoloso con i suoi doppi, bisogna sempre stare attenti. La torre, in questi casi, secondo me, sono quei finali che preferisco giocare col cavallo che con la torre questi. Anche se magari poi alla fine è perdente lo stesso, però così a sentimento giocherei meglio col bianco in questa posizione che col nero. Anche se... sì, Ma rischia di prendere un doppio, perdere anche quel cavallo. Là, dammi due pedoni, quel pedone là, non so. Ma no, perché dopo si riprende subito per quello un pedone. A quel caso dico, cioè mi basavo per Però il tempo, perché ovviamente se i giocatori avessero mezz'ora a testa ancora, ok, ma un minuto contro 5, posizione del genere, bisogna sempre stare attenti alla fretta, che un attimo dimenticarsi del eh, doppio. bisogna fare molta attenzione ai cavalli. I cavalli sono pezzi molto pericolosi. Per esempio, cavallo E4, cavallo C5, chiudo la colonna, posso minaccio il entrare, pedone. posso entrare con il re in C4 se è necessario. Deve fare molta attenzione perché se si fa un pedone libero sul lato di donna, il bianco ha ancora chance. Adesso non Eh, gioca a cavallo adesso, C5. Eh. per esempio, se gioco cavallo C5 adesso deve fare molta attenzione. Perché l'entrata in C4 spingo in C5, qui deve fare molta attenzione. Mangio, qui deve fare, ecco, qui adesso dopo re C4, cavallo A4, sposto la torre,
minaccio di avanzare ancora il mio pedone sostenuto dal re. È dura qui. Sì, perché adesso la torre, per farla semplice, la torre è occupata a bloccare il pedone, mentre il cavallo in questo momento può approfittare magari di prendersi qualche tempo per cercare di contrastare adesso l'avanzata del nero. Però non è comunque facile Ma giocare. qui adesso ci sarà la battaglia fra i pedoni liberi. E non sarà facile per il bianco tirar fuori qualcosa, però la battaglia è ancora lunga, insomma. Però, insomma, è stata, non doveva cambiare le donne. Se avesse mangiato in A3, penso che avrebbe avuto una Vita posizione facile. vita facile, perché anche la torre sarebbe entrata in gioco. Allora, io sto guardando la Canella Jacopo de Bianchi Asia 224. Ok, arriviamo. E qui, no, questa. E qui deve fare attenzione il nero perché ha due isole, una, due, tre, quattro isole pedonali contro due e c'è, ecco, questa magari potevamo evitarla, Jacopo. Più che altro Però Jacopo ha adesso poco tempo. sì, ma deve abituarsi che anche con questo poco tempo il piano deve essere molto rapido. No, Per ovvio, ovvio. esempio, re per F5, torre prende C4, torre per A6, torre H4, scacco in A7, il re arretra, il pedone è passato in G6, crea grossi problemi. Cioè deve vederle queste mosse, deve vederle molto rapidamente, perché anche se hai pochi secondi, questa è la linea. Cioè tu mangio, tu mangi, do scacco e poi spingo in G6 e posso creare delle reti interessanti di matto. Ok, torre per A6, bene, buona. Re F5, no, re di là forse un po' meno, Sì, però vuole difendersi, mangio, lui mangia e questo è un finale bellissimo perché il bianco dovrebbe avere vittoria. Re di 3, sì. Più che altro, oltretutto, l'unico pedone del nero è di torre, quindi già lì non è un buon presagio. allora questo dovrebbe essere un finale vinto perché re F3 va bene, adesso torre lì, torre in C6 e i pedoni avanzano aiutati dalla torre. Sì, Questo è il classico finale che difendo la torre e avanzo l'altro pedone. Adesso avanzo, esatto. esatto. Per farla più semplice, bisogna che far notare a chi ci sta seguendo che la differenza tra i due re, perché il re bianco, diciamo, è pronto a avvicinarsi al pedone del nero, ma il re nero è, diciamo, tagliato fuori, adesso non più perché si è avvicinato, però Eh, questa è stata una mossa non precisa da parte del bianco. Bisognava dare scacco e poi spingere in B6 e avrebbe difeso tutto con torre D5. Comunque la può rigiocare. H4 non è molto buona perché vediamo D6, ok. Se A3, H3, re G3, torre scacco, re in H2 e poi dovrei essere in grado di avanzare i miei pedoni. Re G2, ok. Jacopo dovrebbe vincere, però ha già recuperato un minuto, quindi sì, sì, poi 5 secondi a mossa, un attimo prendersi il tempo. Oscar, ok, re H2, così fermo il pedone. E re H2. Qui bisogna fare attenzione perché non è ancora per niente chiaro. Torre G6, torre G6, torre là. Ok, adesso devo trasferire la mia torre su quella linea difensiva. Però contro torre G5, torre C5 cosa giochi, Jacopo? Duretta.
duretta. Non è facile. Questa secondo me aiuta molto. Sì, perché adesso deve perdere un tempo a difendere il pedone il nero. Ma forse non serve neanche. Sì, per dire, al massimo contrattacca su quello in B5, però adesso... In questa maniera dà un tempo al bianco di sganciare il re più che altro. Adesso può andare a difesa. Esatto, adesso il re si porta verso i 2 pedoni e vince facile. Sì, non era ancora... Adesso gioca torre B7, così difende il pedone. E poi sgancia la posizione del re, anche se è tagliato fuori, trovo il passaggio. Dovrei Appena trovare. terminata la partita tra Poiega Filippo e Ranieri Stella, patta per triplice ripetizione. Ma dai, anche quello succede, fa parte del gioco. Allora, Vujovic vince probabilmente perché il pedone passato non serve, ha spinto in G3 e quindi credo vinca facile. Scacco, re lì, ma insomma non è ancora così semplice, però credo sia vinta per il nero. Ok, il re è andato in B6, io sono ritornato. Sì, siamo sempre qua noi. Ok, sono ritornato, adesso il re è riuscito a passare, minaccio di spostare la torre e creare reti di matto e poi il pedone avanza. Stalli qui non ne vedo, gioco torre H7 e la partita è praticamente finita. Non può tornare indietro con la torre perché c'è torre A7 e di fatto vinco perché minaccio matto o porto a promozione. Torre A7 vince subito. Vince. Anche lei Jacopo, siamo alla fine. Sì, ormai qui è finita perché su re B8 c'è scacco in A7, scacco in C7 di pedone, poi scacco di torre e si perde la torre in F. E quindi diciamo che è riuscito a portare a casa questo difficile finale Jacopo, che non era per niente facile, sinceramente. Scacco ancora. Esatto, esecuzione come abbiamo previsto e adesso infatti abbandona perché non c'è più niente da fare. Rimane l'ultima partita che è sempre la prima scacchiera che avevamo già visto poco fa, in cui il bianco, diciamo, aveva concesso la qualità, o meglio, anzi, il nero aveva vinto la qualità, però al finale non era così semplice. Adesso siamo arrivati a questo punto in cui il nero ha anche un pelo in più, oltre che la qualità. Ma qui... Adesso dobbiamo far presente anche ai genitori che ci seguono che, come vedete, le partite che terminano più tardi sono proprio le prime scacchiere, perché i ragazzi sono abituati a giocare sfruttando di più il tempo. Cioè, guardate che i tempi che ci sono alla fine sono 1 minuto o 2, sono partiti da 20 minuti a testa, con l'incremento del tutto. Mentre le partite che finiscono prima sono sempre le partite in cui i giocatori non sono ancora abituati a pensare, giocano veloci, e questo è dovuto anche al gioco online, dove si gioca a 3 minuti, 5 minuti e stop. Questa è una brutta cosa. Dobbiamo fare un poco il ruolo del disco rotto. Esatto, Aldo, hai centrato in pieno, nel senso l'avevamo anticipato prima di iniziare. Appena il torneo comincia ad affiancare giocatori che hanno 2 punti, 3 punti o 4 su 4 o 3 su 3, è evidente che la forza dei 2 giocatori potrebbero equivalersi. Se si equivale, usano maggiormente il tempo perché sono quelli più capaci. Abbiamo in questo momento terminato il secondo round in entrambi i tornei. Ok, quando stabilisci il terzo round? Tra 10 minuti, sempre di 5. Possiamo partire Sì, facciamo le 5, tanto diamo un po' di respiro a tutti quelli che hanno finito da adesso, quindi anche i ragazzi. soprattutto agli ultimi. Okay. Io mando
Anche a quella mamma lì che sta preparando il tè per la bambina e l'altra che deve andare di corsa al gabinetto, dai, No, infatti. mandiamolo per piacere. Allora, per chi ci sta Eh. seguendo, ci salutiamo momentaneamente, ci rivediamo alle ore 17 per l'inizio del terzo turno. E allora, Molto a dopo. bene. Io do messaggio ai
Ok, ci risiamo. Ma delle partite di Pigato parli tu? Sì, siamo nella partita di Pigato, che è la terza scacchiera Sì, del sì. torneo avanzato. Allora, per chi fosse collegato ora, siamo già al terzo turno del torneo. Siamo a guardare appunto il torneo avanzato Pigato Alex contro Daniele Guglielmo. In questo momento manca Alessandro perché ha un attimo un impegno, quindi tornerà con noi tra qualche minuto. Nel frattempo siamo sempre io, Armando e Aldo che commentiamo le partite e stiamo guardando questa partita tra Pigato e Ranieri, appena iniziato ovviamente, quindi è ancora molto giocabile. Propone il cambio delle donne. Cosa ne dite? Sì, ma secondo me Alex, conoscendolo, lui vuole semplificare un po' la posizione perché siccome penso conosca Ranieri, che sa che gioca, ma non tante partite come lui, probabilmente dice cerco di vincere non tanto cercando di sfruttare semplicemente la sua abitudine a giocare di più, ecco, tutto lì, perché non gioca male neanche Ranieri, Sì, forse ha assolutamente. più esperienza essendo un po' più grande di Guglielmo. Sì, guarda, io vedo che anche nelle partite di grandi giocatori che il fatto la mettono sull'esperienza. Quando ho guardato ieri una partita del gran maestro Moroni, ragazzo che voi conoscete, Sì, sì. in cui si è trovato in una partita un po' complicata con un ragazzino francese, pensate 11 anni, 2300, ok? Bravo. E ha detto ho vinto solo grazie alla mia esperienza nel gioco perché lui non ha giocato assolutamente male, ecco, tutto lì. Perciò un giocatore esperto sa quando è il momento di cambiare i pezzi, ecco, di portare la partita più che sul gioco vero e proprio, sull'esperienza del gioco. Dopo ovviamente la capacità viene fuori del gioco, Armando lo sa bene, quanto importante è anche avere esperienza di posizioni, riconoscerle, i classici pattern, no? Sì, certo. Naturalmente più aumenti la conoscenza di posizioni standard o tipiche, più è facile individuare piani di gioco. Per esempio, Mm. qui nella posizione di Pigato Alex, l'ultima mossa non mi piace molto, questa ritirata del cavallo. Bisognava calcolare anche cavallo D6 che poteva essere interessante con penetrazione dei pezzi nello schieramento nemico. Questa probabilmente deve essere nata da una variante del cambio, di un'apertura di donna a occhio come struttura. È una struttura simmetrica, quindi c'è un'unica colonna aperta e la battaglia si svolgerà su quella Quella colonna. colonna. Adesso quell'entrata di cavallo è abbastanza fastidiosa. Ecco perché avrei giocato cavallo D6. Comunque era interessante. Adesso bisogna vedere se può guadagnare il tempo con alfiere 7, torre 8 forzata, alfiere B4. Beh, insomma, ci sarebbe da discutere anche su questa linea. Altre ritirate non le vedo interessanti, alfiere Potrebbe, H4. ma potrebbe essere anche che vorrebbe giocare al FR4 per cercare di portare la torre in C7 per cambiarla e portare l'altra torre. Ma non lo so. Qui, qui, Adesso qui c'è il il rischio di cavallo. non... Mm, Allora, io avevo perché proposto alfiere 7 proprio per ritirare l'alfiere e controllare. Ecco, questa non mi è piaciuta. Qui, per questa no. esempio, se al posto di B5 avesse giocato prima cavallo D2 attaccando la torre e poi, una volta spostata la torre, giocare cavallo C4 e chiudendo la colonna e minacciando il pedone B2 che non si può spingere perché il cavallo è in presa. E quindi il tentativo era tentare di forzare, di obbligare il cambio del cavallo in C4. Ma con il cambio del cavallo in C4, perdendo del pedone D, ci sarebbe stata una maggioranza di 3 contro 2 sul lato di donna per il nero. E sarebbe stata molto molto interessante la battaglia. È da vedere il finale. Adesso probabilmente
F3 costringe il cavallo a ritornare nell'unica casa libera, che è la F6, e poi si troverà un po' chiuso, vabbè, anche se l'alfiere. Ma L'idea è ancora buona, cioè quella se, di crearsi 3. Però qui, per esempio, dopo F3 devi tornare in F6 e posso giocare cavallo in D2 scacciando la torre e B3, anche questa non è malaccio, sì, lo fa subito. anche questa non è Ecco, malaccio. adesso F6, F3 e il cavallo deve tornare per forza a casa. Ecco, qui adesso la spinta in B5 ha indebolito la casa C5 e quindi potrebbe F3 attaccare il cavallo, portarlo in C3 potrebbe essere rischioso, anzi no, lo perde, quindi No, deve deve andare in... deve andare in F6. Io gioco alfiere D6 attaccando la torre e poi piazzo il mio alfiere in C5 e chiudo la colonna e comincio a lavorare sulla colonna e l'alfiere ha una bella casa di controllo. Cioè giocherei così. Dovrà essere cambiato quell'alfiere delle case nere del nero, altrimenti se rimane lì diventa una spina del fianco, insomma. Eh sì, ed è proprio per questo che bisognerebbe giocare, perché anche se me lo attacchi posso spingere in B4 e se mi catturi mi faccio un pedone passato, insomma. Passato. Sì, sì, no, la posizione adesso si sta leggermente portando a vantaggio. Ma è ancora molto, molto fluida, c'è ancora tanta roba, però sta prendendo una piega interessante, strategicamente interessante. Questa no, non lo so. No, forse Come vuole fare? provare a spingere in E4, forse, ma non lo farei mai perché la fiere diventerebbe un pericolo. Probabilmente potrà anche fare B4 e portare la torre lì. Però, Volendo, non mi piace perché c'è il cavallo che va in D7 e dopo la torre non sta bene lì. No. No. Queste mosse con un cavallo al bordo non mi piacciono. Alfiere D6, torre D8, alfiere C5 e diciamo che comincio a controllare casa del territorio nemico. Allora, nel Quando... frattempo possiamo cambiare scacchiera, scendiamo di una scacchiera, per modo di dire. Scendiamo, andiamo da Dal Dosso e Buca, si dice? Giusto? Sì, Luca Bryan. Ok, allora andiamo in quarta scacchiera tra Dal Dosso e Buca Bryan. Anche qua è una partita ben equilibrata. Forse il bianco un po', cioè c'è una coppia di pedoni nel nero al centro, però il bianco sembra un po' meglio sviluppato. Anche qua non molto chiara la stazione. Qui devo sempre tirare le orecchie a Brian che gioca sempre questo doppio fianchetto, ma quando indebolisce in maniera catastrofica le case bianche, qui sta molto meglio il bianco. Sta molto meglio perché una semplice cavallo H4 successiva e la posizione collassa. Ha questa Ci sono le abitudine, case sono proprio questa abitudine che devo riuscire a fargliela cambiare perché lascia un po' troppo esposto il suo re. Ed è già successo anche nel torneo di prova una posizione più o meno simile. Penso sia nata da una moderna questa. Sì, anch'io non sono un fan già del fianchetto singolo non sono un fan, poi del doppio ancora meno, quindi non sono, diciamo, un esperto in queste posizioni, però come gioco io, che mi piace giocare molto, cioè, più tattico che posizionale, a me il doppio fianchetto non mi è mai ispirato. Poi sono scelte personali, ovviamente. No, ma qui le idee possono anche essere buone, ma No, ci trascurare mancherebbe. la sicurezza del re. Cioè, per Sì, esempio, il bianco qui ha giocato molto bene Cristian Dal Dosso. Per esempio, c'è un attacco in trasparenza al cavallo in D7.
Se per esempio adesso ti azzardi ad arroccare, per darti un'idea, ci sarebbe già cavallo per C7 e sarebbe già finito tutto. Sì. Cioè. Donna prende, entro in settima e sei con tutti i pezzi per aria. Sì, credo che l'idea di cavallo di 4, di 5, che è stata l'ultima mossa, penso sia proprio questa. Penso anch'io, nel senso che qui cosa fa il nero? Torre Se c'è C8, però come dicevate prima c'è anche cavallo H4 che è l'altra minaccia. È veramente difficile per il nero adesso dare un'occhiata con più Non ha attenzione. controgioco il nero qua, è proprio. Infatti. No, proprio Non ha controgioco. è stato malissimo il nero qui. Quindi dovrò tirargli un po' le orecchie perché non può giocare così male. Nel senso Vabbè. che... No, ma non è quello, Aldo. Quando parlo dei miei allievi è perché li conosco. Nel senso che se giochi in questo modo e ti riduci in questa posizione, significa che c'è qualcosa che non ha funzionato. Cioè, quante mosse hanno giocato? Vediamo, partita, cioè siamo alla 16ª e alla Sì. 16ª mossa sei già in una posizione decisamente persa, se non precaria. Vuol dire che è stato sbagliato tutto l'impianto prima, no? Cioè, il problema è come ci sei arrivato in questa posizione, ma se sei alla 16ª, cioè adesso qui Sì. è difficilissimo. Cavallo F6 forse, ma anche in quel caso cavallo H4 non può arroccare, c'è il pedone H6 in presa. Sì. Può arroccare perché c'è il tatticismo cavallo per C7. Mosse di pedone centrali non possono essere eseguite perché si perde il controllo centrale. Cavallo Cavallo E7. lì. Adesso dovrebbe giocare cavallo C7, no? In teoria. No, perché è difeso il pezzo. E se arroccava che avrei giocato quella. Ah sì, giusto. Qui giocherei in maniera molto semplice. Lui avete cavallo H4 e basta. Un cavallo H4 e praticamente no, devi tenere conto della minaccia cavallo per E7, donna per E7, cavallo G6 e perdi la qualità se arrocchi. Purtroppo una brutta situazione per Brian. Allora, lasciamo un attimo, visto che è tornato Alessandro, passiamo a un'altra partita. Penso che Valenza, Tommaso Ferrarini, uno dei due sono dei tuoi, o sbaglio? Valenza Tommaso e Tommaso Ferrarini, sono qualcuno dei tuoi? No, di me no. No, Alessandro, di Alessandro. Torneo avanzato. Ferrarini mi Ferrarini è del Valpolicella, sì. Anche Valenza, mi pare. Qui abbiamo due pezzi in più. Sì, infatti, ho aperto adesso la scacchiera, infatti c'è poco da dire. Allora, cambiamo ancora scacchiera, scendiamo ancora di uno, per modo di dire scendiamo, ricordiamo. De Bianchi Asia contro Strenghetto Paolo. Qua però anche qua c'è un pezzo di vantaggio per il nero, anche posizione direi abbastanza compromessa per il bianco. Quindi poco da raccontare, direi, non c'è molto da dire. Scendiamo ancora, Zenatelli che è nato dal Policella, se non sbaglio, contro anche Chiezzo Giorgia, sempre dal Policella, qua una posizione già più equilibrata, però anche qua penso che uno dei giocatori sia più improntato verso la vittoria rispetto all'altro. Direi che qua il nero è un 60-40 per il nero, se devo dirlo. Ma anche qualcosa in più forse. Ma qui se il nero vede l'attacco al punto F2, allora dovrebbe spostare il re e poi spingere in F5. Allora, qui siamo in presenza di alfieri di colore contrario e la regola è molto semplice. Chi ha l'attacco... Io sto osservando la Cagliazzo Giorgia contro Zanetelli Leonardo. Sì, Zanetelli col bianco, mi pare circa la nona scacchiera, o 10ª. Ecco, qui bisognerebbe conoscere la strategia degli alfieri di colore contrario. Cioè, in finale, anche se ce ne possono essere moltissimi di persi, tendono
finale di pedoni e alfiere tendono ad essere abbastanza paritari. Nel medio gioco chi attacca l'arrocco con maggior numero di pezzi gioca con un pezzo in più, perché non c'è nessuno che può contrastare l'alfiere del colore delle case che ha. Cioè, per dare un esempio, se qui ho il bianco, il nero, qui punterei a re H8 seguita da F5 e comincio a premere sul punto F2. E poi bisogna notare che la donna nera è posizionata in maniera eccellente, blocca i pezzi, blocca le attività, può trasferirsi nella casa C5 aumentando la pressione sul punto F2. Diciamo che il nero ha prospettive di gioco superiori. Un'altra caratteristica che potrebbe avere il nero sarebbe anche provare a utilizzare la colonna aperta con torre A8 in modo tale da premere sulla colonna aperta. E anche l'avanzata dei pedoni non è da poco, visto che ha un pedone in più. Ha tanta roba il nero qua. Sì. Ha tanta roba. Intanto bisogna vedere Poi, cosa giocare sul bianco. Tanta roba. Poi bisogna vedere se si riesce a legare tutti i fili. Sì. Adesso Ok, tocca al bianco che sta pensando da un po' di minuti. Infatti non è facile scegliere con che mossa continuare, visto le tante iniziative, tante idee del nero, perché veramente non sapevo neanche io adesso quale possa essere la mossa migliore. Ci sono tante, posso giocare col bianco, però la migliore qua, sì, io diciamo che mi focalizzerei sul punto F2, ma non, diciamo, non subito, ma in prospettiva a questa debolezza appunto del bianco, perché adesso è difeso soltanto da re e donna. Ed è per Poi, questo che voglio darci una torre. esatto. Allora, No, ma sì, un'altra cosa, scusami no, Matteo, vai un'altra pure. cosa che potrebbe essere interessante se avessi una posizione del genere e magari fosse dei miei allievi in analisi, gli farei presente che una mossa come torre A1 del bianco, per esempio, il nero potrebbe tranquillamente sacrificare la regina per le due torri Sì. e avrebbe un vantaggio enorme perché sarebbe il padrone delle intere case nere. Poi anche pedone in più sull'ala giusta, sempre da di Per donna. esempio, per esempio. E qui il bianco deve affrontare non pochi problemi. Infatti, Non pochi In problemi. effetti sta pensando tanto. esatto. Sì. Sta pensando Semmai allora nel frattempo ci spostiamo, andiamo a guardare la prima scacchiera che dobbiamo ancora guardarla in questo turno. Ha giocato donna G4, quindi direi che cerca un controgioco, ma ci torneremo più avanti, dai. Passiamo alla prima scacchiera in alto, Vujicic contro Marson Roy, prima scacchiera, l'ultima di giornata. Qua appunto un finale, come stavamo dicendo poco fa, di due torri contro donna, però c'è una qualità di differenza. Lì Qui si pone la domanda che è classica in mezzo agli scacchisti, no? Valgono piuttosto due torri sulla scacchiera o una regina, una donna in campo? Diamo 9 punti e mezzo alla regina o 10 punti e mezzo? poi ti rispondo come no, rispondevano la scuola sovietica. A questo tipo di domande la scuola sovietica rispondeva in una maniera sovietica, io uso sempre questa espressione, insomma, i russi. Tutto dipende da quello che c'è sulla scacchiera. Vabbè, molto pragmatica. Cioè, Direi. e qui, per esempio, non è facile per il bianco. Tra l'altro c'è minaccia di torre a 2 che crea la rete di matto, per esempio. C'è la possibilità di giocare mosse interessanti anche per il bianco, ma non può svincolare la torre che si trova in A1 perché altrimenti c'è l'entrata in A1 di torre dal nero. Se mangia in H7 deve fare molta attenzione perché torre A2 è già una minaccia potentissima, perché se mi dai scacco salgo, mi dai scacco ancora, mi comincio a spostarmi sulle case bianche e una volta... non può neanche da scacco, Armando, perché la casa H8 è controllata dal alfiere. No, intendevo se mangi in H7 avrei giocato torre A2.
Sì, infatti la torre bianca non può fare attacco in H8, no, perché c'è l'alfiere. No, era una mossa inutile. E qui adesso ha No, attaccato. no, ma infatti. No, stavo guardando, è molto bella sta posizione. Molto bella perché il Re Nero è abbastanza esposto. Aperto. E la regina però è sempre la regina, insomma. Adesso deve fare attenzione allo scacco in C5, che è molto pericoloso, perché c'è la possibilità di entrata in settima con vari scacchi, insomma, deve fare molta attenzione. E Ma quindi Infatti sì. adesso è buono tornare con la donna in B5 esatto, e preparare la spinta per esatto, togliere spazio all'alfiere. esatto. Mm. E quindi donna B5 credo sia abbastanza forzante, insomma. Altrimenti quell'alfiere in C5 potrebbe essere causa di problemi. Ma non dimentichiamo che c'è il raddoppio della torre in E2 con torre G2 in E2. Come dicono i russi, dipende da quello che c'è sulla scacchiera. Qui donna B5 l'ha giocata, Roy. Roy è un bel giocatore, conosco il papà, conosco la mamma, sono giocatori. È cresciuto ultimamente. Roy è un. Oh, questa mossa qui. Allora, cosa minaccia? Cerca di giocare torre F6 seguita da torre G8 per l'infilata di re torre. D'accordo. Se qualora giocasse re 8, Però, ma ovviamente il nero giocherà re E7, più che altro anche matto, perché se gioca re E7 ci sarebbe torre G7 ed è quasi matto, o comunque c'è infilata una mossa dopo, quindi penso che la minaccia sia quella, torre F6. Non è uno scherzo pararla. Proprio non lo è. L'unico scacco che può dare il nero, magari forse torre A1 per evitare appunto l'infilata, però dopo re H2 il bianco è ancora lì che è pronto a scagliare l'attacco. Donna B1, re H2, non Eh, si può andare in F5 con la donna perché c'è torre F6, torre B1, re in H2, torre in A1 per dare scacco, ma non mi serve perché è lui che rischia grosso. È una bella posizione questa. il bianco sta quasi minacciando matto, per dire. Minaccia un bel coordinamento di pezzi. Minaccia torre F6, torre G7 e grossi rischi sulla settima e sull'ottava. È molto cosa dici di pericoloso. torre 8 nera? Torre 8 nera, credo sia torre 8, devi calcolare alfiere G7, re in F7, torre in F6, re in. Ha dato scacco, ok? Io comunque su torre 8 avevo dato scacco in F6 in ogni caso, perché poi scendevo con l'altra in G7, re D8 e poi alfiere. Cioè, secondo me è abbastanza. Sì, ok, si chiudeva magari. No, perdeva la torre perché c'era torre F6. Oh, ipotizziamo, No, torre E8. Torre 8 del nero, torre F6 bianco, scacco, re E7, torre G7 scacco, re D7, D8, e poi alfiere F6, re C8, è pericolosa più che altro. Sì, Però poteva anche Torre essere 8 buona. per me. Torre Per me 8 sono era. tutte pericolo. Adesso sono guai grossi. Eh sì. Allora, secondo me la migliore in assoluto che ha è torre. Ah no, non può andare in A7, No, c'è c'è l'alfiere. l'alfiere. E allora cominciano i guai qua. Sì. Qua cominciano i guai, perché il re
torre B8, donna B8 scacco, alfiere E5 e poi alfiere E5. Gioco torna B1, minacciando scacco in H1. Ma forse donna B8, forse. Ma non è chiaro. No, donna B8 perde, c'è Sì. torre F6. Ah no, è scacco però, calma, è scacco. Ma Alfiere, c'è alfiere 5. interferenza dell'alfiere, no? Sì, Alfiere però... E5. Ok, alfiere E5, donna E B1. dopo? Ho paura che i 3 pezzi del bianco siano superiori ai 2 pezzi del nero, perché il re purtroppo è la sicurezza del re, è sempre lo stesso ragionamento. Prima di tutto, come è messo il re? Secondo, Già. quali pezzi posso portare in attacco? E quindi ho paura che questa sarà interessante. Per il bianco credo abbia chance di vittoria. Sì, sì, Personalmente credo abbia grosse chance di vittoria. il nero qua veramente è alle strette. Come diceva Aldo, appunto, lo scacco in B8 c'è interferenza dell'alfiere e dopo quella interferenza dell'alfiere, qui adesso dovremo assistere all'esecuzione di tutta la sequenza che abbiamo calcolato. Questa mossa qua secondo me non porta a Questo è nulla. un Ok, palliativo questo. andiamo a vedere anche un po' di torneo base, visto Sì, che sì, abbiamo... vediamo un po' adesso nel torneo B come sono messi. Hanno Allora, già finito tutto. tutti hanno finito? Non ci credo. Credo di No, sì. cavolo. Hanno fi- Li No, abbiamo trascurati, hanno finito tutto. cavolo, perché alla fine è passata solo mezz'ora, diciamo, quindi poteva esserci qualche partita. Ma sai, il torneo base Vabbè, aveva allora queste... metto in grafica, appena si carica, metto in grafica i risultati del terzo turno, giusto per magari dare Sì, un'occhiata. puoi fare anche uno screenshot di quello che Junior Arena propone in questo momento, no? Sì, sì, sì. Infatti adesso andrò in grafica a mostrare i risultati. Allora, intanto questi sono i risultati, anzi, facciamo così e metto ancora più in chiaro un secondo per un attimo di regia. Allora, torneo, eccolo qua. Allora, queste sono... eh, si dovrebbe vedere adesso ritagliato bene, esatto, eccolo qua finalmente. Questi sono i risultati. Ah, ma non si vedono i risultati. Vabbè, comunque sono stati visti poco fa. Allora diamo un'occhiata alla classifica che in questo momento recita. Il torneo base? Stiamo guardando la classifica del torneo B, torneo base, recita con un bel gruppetto di 3 giocatori a 3 su 3, tra cui Alessandro Bertolotto, Bisona Elia e Piccoli Valerio, seguiti da altro gruppetto di giocatori 2,5 dal quarto al nono posto e a seguire i giocatori a 2 punti e 1,5 e 1 punto e così via. Quindi ovviamente già anticipiamo che l'appuntamento al quarto turno sarà domani alle ore 15 e quindi diciamo appunto di tenersi pronti per quell'ora lì che iniziano i turni, i quarti turni. Ok, Bene, bene, dai. Allora, avanzato. torniamo alla partita del torneo avanzato, adesso ci siamo un attimo persa, allora partita, eccola qua. Dunque, alla fine sì, sta ancora ragionando Luigi su cosa giocare nella prossima mossa, ma penso che comunque l'idea sia quella. Addirittura questa. Wow. Sangue Quale- freddo proprio, una roba del genere. Non l'ho mai fatta. C'è C4. Mm, mm. Pensa un po'. Attacca la donna e la torre. Sì, effettivamente sì, però io ho puntato prima al re, personalmente. Cioè, diciamo che non sono uno che piace, diciamo, a cui piace aspettare l'occasione di attaccare il re, quindi io avrei giocato magari torre F6, però appunto magari questa adesso darsi un'occhiata migliore sembra veramente la mossa del KO, perché alla fine adesso un pezzo salta,
e dopo il nero rimane, ok, magari rimarrà 2 torri contro donna, penso. Può anche, anzi no, È perché un pedone darà, passato. eh no, perché tanto anche se spostasse la donna ci sarebbe lo scacco di intermezzo di alfiere G7 e poi... No, dai, alla fine non serve a nulla, no? Perché alla fine penso che ci sarà un cambio di pezzi, alfiere per torre, ma secondo me a questo punto si può anche, tanto alla fine l'occasione c'è sempre di attaccare il re, quindi penso che magari possa approfittare ancora dell'occasione. Non lo so adesso. Eh, eh, Cioè, tanto alla fine penso che la donna vada a difendere la torre, però comunque invece di cambiare i pezzi io proverai in attacco. Tanto alla fine la possibilità di prendere la torre c'è sempre, basta non muovere l'alfiere da quella diagonale. Quindi piuttosto ci proviamo a dare l'attacco e poi se va male, se vediamo che non c'è nulla di concreto per dare matto, ci prendiamo la torre e andiamo in finale 2 torri contro donna. Anche se un finale 2 torri contro donna, ok che il bianco prenderebbe anche i D5 alla fine, però... Ah, addirittura quella, così, lascia la torre in presa. sta cercando un perpetuo, però Non so, non c'è. non credo proprio. Forse sì. No, no. No. Su donna Allora, No, puoi fare. allora, c'è prima, questa che toglie appunto ogni possibilità di perpetuo. esatto, ha controllato la casa F4 per la regina e quindi adesso potrà catturare la torre tranquillamente e penso che la partita sia segnata. Sì, infatti penso che adesso, infatti, cattura la torre con l'alfiere, adesso penso che per Roy ci sia poco da fare ormai, purtroppo. 3 pezzi sono troppo per una donna, soprattutto se sono 2 torri, gli altri pezzi. Prova adesso a Due. spingere i pedoni, ma la vedo veramente complicata. Ok che toglie la connessione tra torre e alfiere, però Allora, non so cosa fare qua col nero. io ah, qui, qui sarebbe interessante vedere come il bianco riuscirà a sfruttare il suo pezzo in più. Allora, quei pedoni lì contro 2 torri non hanno molta vita perché possono essere bloccati e attaccati. Interessante potrebbe essere torre F4 per impedire le spinte. O anche Com- H6 per chiudere il re provare a chiudere il re in settima, cioè in ottava contro le G7 a seguire, però no, non porta a nulla, diciamo, alla fine non è niente di che. Sì, penso che F4, come dice Armando, possa essere torre F4 la mossa ideale in questo momento. La mia idea potrebbe anche essere di dare l'alfiere sui 2 pedoni e con le due Eh, torri. Questo è un finale molto Anche duro sì, per il nero. magari a livello pratico è meglio questa, ecco, visto anche la situazione del tempo per entrambi i giocatori, che non è così tanto il tempo alla fine. Ok, sono 7 minuti e mezzo, però anche perché poi alla fine si semplificano le cose, 2 torri, 2 pedoni contro donna e pedone, penso che sia abbastanza facile per il bianco. Sì, penso che io giocherei una mossa, magari è un po' impegnativa per trovarla, ma torre F4 intanto rallenta, ecco, la Eccola. giocata. Quindi devo riconoscere che Provare a questo re. suggerire, provare a suggerire Armando. Non penso che sto facendo, cioè, la dico prima, ma se No, mi dite che c'è il delay, sì, ci sono due allora... minuti direi, ma poi non penso che sia bisogno. Wow, No, no, dai. ecco, per fortuna c'è lo scacco intermedio. Sì, sì. No, io avevo calcolato lo scacco intermedio, ad essere onesti, eh. Avevo calcolato anche lo scacco Sì, intermedio, sì, ma infatti penso che anche Luigi... proprio perché era la mossa che secondo me creava le condizioni migliori. Alfiere B2 e poi già qui alfiere per D4, ma non è necessario farla No, adesso. no, non bisogna impanicarsi, anche se alla fine sembra che sia bloccato, ma alla prossima mossa, anzi, se mai al fine dovesse riuscire ad arrivare in C1, E tanta attenzione a roba. D3 perché attenzione a D3 perché è vero che l'alfiere torna in vita, però se riesco a spingere in D2 Vabbè, potrebbe allora essere.
Ok, nel frattempo diamo una rapida occhiata all'altra scacchiera ancora in gioco, che è la seconda, tra Zeno Ferrarini e Canella Jacopo. Anche qua un finale però più meno equilibrato, dove ci sono già quattro pedoni che assaltano re e torre. Quindi direi che anche qua sia vita facile per il bianco, che copre una casa adesso di promozione con l'alfiere, ma penso che torre F4 sia game over per il nero. Addirittura... No, perché avrei mangiato in H6 Ah, e se giusto. torre F8 Ah, avrei vero, vero, mangiato in G. c'è lo scacco, è vero, è vero. Credo sia più pari che altro. A guardar bene è pari, Eh, perché ha mangiato con scacco, adesso sì. salvo il pezzo. E qui se mangia un pedone probabilmente è una partita in parità. Già. Io l'avevo vista prima quando c'erano i tre pedoni ed ha dato il pezzo sul pedone libero del nero Ah, e poi sì, sei stato molto bravo. E qui adesso penso che avvicinerà il re, propone il cambio delle torri in modo tale da creare il blocco sulle case bianche e qui è parità. sì, Parità, sì. Ma vado in F6, mangio il sì, sì. pedone e qui è parità. Bravo. Bella gestione del finale, direi, allora. Bravi, sì, bravi tutti e due. Torre Infatti, F8 sembrava, ma in c'era lo realtà scacco che mi è sfuggito, l'intermezzo. sì, perché mangio e se vai Torre F8 mangio in H6, Torre F4 vai in F8, mangio in G7, praticamente tengo tutte le case bloccate. Ok, allora, patto ufficializzata, come avete potuto vedere. Torniamo all'ultima partita, che è sempre la prima scacchiera tra Luigi e Roy. Qua si è un attimo voluta posizione, ma anche qua il re si è avvicinato, sia quello del nero che del bianco, cioè il vicinato elettore quello del bianco. Qui, qui attenzione perché qui bisogna fare attenzione. Dobbiamo fare attenzione perché quel pedone passato potrebbe essere fastidioso. Al momento non può spingerlo perché c'è l'inchiodatura, ma, Più che altro ma è farei anche difficile connettere le torri adesso. molta attenzione alla posizione alla posizione del bianco. Ah, Il re è ben protetto, il re bianco è ben protetto ed è chiuso in una gabbia da dove non ci sono grossi problemi. Se connette le torri, sì. Questa, Allora, questa dà la possibilità di far rientrare il gioco alfiere attraverso il C8, C1. mm. Questa, no, ma, Vediamo. Più che altro ci auguriamo che il poco tempo di Roy, che sono 36 secondi, quasi 37, non possa, diciamo, rovinargli questa partita, quello- perché bisogna stare attenti anche a quello. sì, ma adesso l'alfiere che prima non giocava, era lì solo a fare beh, statuina per impedire, adesso ma torna in gioco quell'alfiere. attenzione perché se il re... La casa di due, con l'alfiere che torre, forse probabilmente dopo raddoppierà, sicuramente raddoppierà. Qui adesso deve trovare il modo di riuscire ad avanzare il pedone. Re C3, Re C3, torre D2, Re C3, torre D2, così blocco tutto e attacco anche la donna. Non puoi... Beh, se scambio donna per alfiere resto con una torre con quei due pedoni, ma con il re così vicino bianco e con la torre dovrei bloccarli tutti e due. Torre D2 penso sia una mossa interessante. H4. Ah, Ma questa è una perdita di tempo. Va in cerca dei pedoni. Io trovavo buona anche Alfiere 7 per costringere o il re o a arretrare oppure a spingerlo il pedone. Sì. e qui... No, io credo che se il bianco gioca torre di 2 non dovrebbe più avere nessun problema. Non dovrebbe avere problemi perché i pedoni sono praticamente paralizzati.
e in più coordino anche le torri, insomma gli do un'attività. Dopo quello che si occupa dei video, perché vedo sembra un collegamento. Sì. Però In torre lì 94 in casa. Anche commentiamo un po' il che devo fare. questa è molto pericolosa. Torre di 2 non cade un pedone adesso. no, c'è donna 1, ma donna 1 che difende, Giusto? ok, e se quei pedoni cominciano ad avanzare cominciano a essere qualche problema. Sì, se arrivano in sesta, o meglio per dire terza, insomma, in questo caso, comincia a essere un bel problema. Re C3 comincia a scordinare i Occhio, pezzi. torre di 5, non può spingere perché sennò c'è infilata. Sono d'accordo. Fantastica, bellissima. Beh, questa però c'è scacco, copri in D2, coprirà in D2 con la torre. Adesso non può dare la donna per i 2 pezzi perché il finale è perso. Sì. Contro Roy. Ma questo è un grave errore. Sì, può anche sacrificare la torre sul pedone, qualora fosse necessario, tanto il bianco ha già un pedone che vola. Sì, può. Adesso deve rientrare da quella parte, praticamente il finale è perso. Donna prende, torre prende, pedone spinge e il finale è perso. Giocata molto bene, niente da dire. Sì. Sarebbe stato interessante vedere com'è nata questa posizione. Qui si perde anche il pedone H7. Sì, ormai è un finale, penso che sia poco da dire. Qui aveva matto in 3 senza mangiare il pedone. Sì, potrebbe anche abbandonare Roy, penso che Luigi sappia come vincere questo finale. Ma bisogna sempre pensare che i giocatori hanno bisogno anche di metabolizzare la sconfitta e quindi continuano a giocare anche un po' per metabolizzarla, Sì, lasciarla fluire via. e Ok. abbandona, come non detto, Ok. abbandona. Ok, allora diamo uno sguardo intanto agli ultimi turni, ai risultati degli ultimi turni. Allora, ecco che adesso arrivano in grafica tra poco, per bene. Allora, eccolo qua che arriva. Allora, i risultati finali sono questi. No, non si vedono bene. Aspetta che allora li rimetto dall'altra parte. No, se vado di qua e vado su una scacchiera Di quale torneo stai? del torneo avanzato. Il torneo avanzato. Allora, quelli qua sono i risultati, vedete vicino al numerino 3, Finali. i risultati del terzo turno del torneo avanzato, mentre per la classifica finale, che adesso arriva, finale o meglio, classifica al terzo turno di 9, per essere più precisi, è questa, dove vediamo anche qua un gruppetto di 3 persone in testa, 3 punti su 3, pigato dal Dosso Vujicic, seguiti sempre da un gruppo di 4 persone, no, anzi 3, 2 punti e mezzo, Canella, Ferrini Zeno e Querin, e a seguire tutti i giocatori a 2 punti, 1 punto e mezzo e 1 punto. Beh, diciamo che dopo 3 turni i giocatori conosciuti sono già lì sulle posizioni, però con altri 6 turni a disposizione questo torneo è ancora tutto da giocare. Sì. Anche per quelli che sono un po' in ritardo, magari a 1 punto, ma è ancora tutto da giocare e quindi sarà molto interessante vedere domani, perché i prossimi 3 turni saranno Esatto. domani saranno 3 turni impegnativissimi perché cominceranno a delinearsi le classifiche e quindi qualitativamente
come al solito io sostengo che i ragazzi giocano bene, anche quando perdono. Sì. Quindi possiamo essere soddisfatti. Cioè, giocano bene, insomma. Dai. Noi Alessandro ci vediamo stasera. Beh, sì, no, noi la maratona continua da un'altra parte. Ne avete altre? Cosa avete in programma? Vabbè, Avete allora altri? nel frattempo salutiamo tutti i 15, a quanto pare, 15 spettatori che sono ancora qua con noi fino all'ultimo. I Rimandiamo, sopravvissuti. esatto, i sopravvissuti. Rimandiamo l'appuntamento domani alle ore 15. Magari stavolta speriamo di non avere problemi tecnici come oggi, quindi di essere puntuali. Comunque, domani ore 15 abbiamo altri due ospiti. Penso che poi ci sia anche Armando, forse anche Aldo. Vediamo se Aldo ha tempo. Vedremo chi ci sarà domani. Ma comunque, ospiti di eccezione sicuramente domani il grande maestro Kent Solomon, assieme alla moglie Veronica Goia, anche lei ex campionessa italiana. Quindi, tanta. Ci sono un sacco di esperienze, magari potranno raccontare, comunque pensieri che potranno essere utili per chi ci ascolta. Esatto, pensieri e così via. Quindi allora ringrazio comunque, ovviamente ci ringraziamo a vicenda visto che nessuno è ospite di nessun altro, quindi Armando, Alessandro e Aldo, direi che per oggi è tutto, no? Matteo, Sì. Matteo, Sì. grazie mille ancora per Vediamo la fuori. tua costante presenza. Perfetto. Allora ci vediamo domani ore Va bene. 15 e per Va bene. oggi possiamo chiudere qua. Saluti, Saluto buona serata a tutti. tutti. Ciao a tutti, ci vediamo domani e buona continuazione. Ciao, grazie di tutto. Ci vediamo. Ciao.